Sardinia Tourism Call to Action, 4 incontri formativi dedicati agli operatori, alle istituzioni e ai professionisti del turismo per sviluppare competenze su comunicazione, analisi dei dati, innovazione e vendita. Iscriviti su geasa.it all'incontro del 14 dicembre sul tema Come vendere, promosso da Assessorato regionale del turismo e Aeroporto di Olbia. Eccoci ancora qui, ben trovati. Siamo alla sessione pomeridiana del Sardinia Call to Action. Oggi parliamo di un argomento interessante, soprattutto per le aziende, che è il come vendere. La mattinata di stamane è stata stimolante, abbiamo avuto interventi di Lia Serreli, Andrea Sini per quanto riguarda l'e-commerce. Antonio, poi c'è stata una bella tavola rotonda della quale tu sei stato relatore, com'è andata? Tavola rotonda eccezionale nei contenuti e per i partecipanti. Siamo riusciti a creare un panel d'eccezione mettendo insieme i manager dei 3 aeroporti sardi e la direzione generale del sistema della portualità. E quindi il panel è stato coinvolgente perché dalla viva voce dei protagonisti abbiamo carpito le prime informazioni sulla programmazione 2023, abbiamo coinvolto gli operatori in una ideale programmazione della destinazione tra disponibilità di voli e navi e prodotto turistico, e abbiamo evidenziato anche le criticità che hanno contraddistinto un 2022 sulla carta eccellente per i numeri, ma con una serie di elementi da approfondire per non sbagliare nel 2023. E quindi non soltanto prospettiva, ma anche un'analisi attenta sulla competitività della destinazione. E poi abbiamo intrecciato anche gli altri contenuti legati non soltanto all'e-commerce con il grande gruppo di Videolina e l'Unione Sarda, ma anche con le informazioni di Joseph, che ancora una volta ci ha suggerito come vendere al meglio sui canali online, l'offline. E la vera sintesi di stamattina è: abbiamo tutte le caratteristiche per fare bene anche nel 2023, ma non dobbiamo cullarci sui risultati del 2022. Il mercato è in rapido cambiamento, lo scenario sta cambiando, molta più competizione su destinazioni nuovamente emergenti, sono vecchie destinazioni che avevamo fino al 2019, che si sono un po' ritirate nel 2021, ma che nel 2022 hanno dato primi segnali e nel 2023 si riposizioneranno completamente. Per cui la sfida è lanciata. Per lavorare sulla destinazione 2023 tutti dobbiamo fare la nostra parte, e questo è stato l'altro messaggio interessante di stamattina. Beh, a fianco a me, vedete, c'è una persona ben nota, chi segue il nostro Sardinia Tourism Call to Action, ormai giunto alla 6ª edizione, Gianluigi Tiddia, sconosciuto ai più come Gianluigi Tiddia, in realtà ormai sei condannato a essere conosciuto come insopportabile, per cui ti devi ormai rassegnare. L'hai scelta tu questo nome, per cui va benissimo. È la nostra, è la nostra, diciamo, il nostro strumento fondamentale per entrare nel mondo dei social. Quindi da questa prospettiva ti chiediamo cosa si è detto della giornata di oggi sui social. Cosa possiamo... Allora, stamattina c'è stato un po' di movimento sia appunto sui social di Call to Action, che anche un po' al di fuori, per vari motivi legati agli argomenti, ma anche a questioni, diciamo, di contorno anche nazionali, tra le dichiarazioni, insomma, del ministro sulle spiagge, diciamo, sulle concessioni balneari. Però in particolare per la giornata di stamattina quello che è emerso come argomento principale proprio dalla tavola rotonda la necessità di pianificazione, cioè di organizzazione un po' sia Cagliari che gli altri soggetti hanno indicato anche non capire il perché non si faccia, ecco, ogni anno siamo sempre lì a parlarne e poi non si faccia, quindi l'esigenza di capire come andare a essere operativi in una pianificazione strategica che invece è sempre lasciata da parte. E quindi questa era una domanda. Va bene, si è discusso tanto, sembra che si è tutti d'accordo nel dover andare in questa direzione, ma come si può fare? Cioè, operativamente come si può essere operativi appunto nel trovare una sintesi? Chiaro che la politica ha una funzione importante nella governance e nella pianificazione strategica, però forse spesso la politica è anche un cappello sotto il quale
non dico che ci si nasconda, ma ci si tolga qualche responsabilità collettiva. Quindi chiedo ad Antonio se, visto che insomma è un po' in questi aspetti sia politici che strategici c'è stato Io di ti mezzo, ringrazio per il coinvolgimento, per la ma piccola domanda, per evidentemente nulla antipatica, per nulla difficile. Ma abbiamo imparato, o meglio, abbiamo ribadito un concetto stamattina: è il mercato che guida tutti i nostri investimenti. E per mercato intendiamo l'insieme degli operatori, degli stakeholders, degli shareholders, all'interno dei quali troviamo anche i soggetti pubblici. Però è altrettanto evidente come davanti a una azione buona, quasi buona, in crescita dell'attore pubblico, poi deve corrispondere sempre e comunque l'iniziativa privata. Lo abbiamo visto in modo significativo con i voli del 2022. La programmazione c'è stata, è stata fatta per tempo, c'è stato un buon dialogo tra gli aeroporti, la società di gestione, ma anche la regione, perché l'abbiamo detto, più volte con iniziative la regione Sardegna è intervenuta per sostenere la competitività e l'attrattività della destinazione. Però è mancato qualcosa, e il qualcosa che è mancato è l'elemento determinante. È mancata la continuità del sistema di offerta da parte dei privati, che per varie ragioni, tutte legittime, non parliamo della legittimità delle decisioni, però stiamo cercando di comprendere come fare tutti uno sforzo. Per cui sì, possiamo ragionare tutti cercando di portare la responsabilità sull'altro versante, però secondo me ancora una volta è il mercato che ci deve guidare, e allora il mercato è fatto di iniziativa privata, il pubblico non si deve mai sostituire al privato, e allora se questo è vero altrettanto che il privato deve dare dimostrazione di maturità, e la maturità è anche nella continuità del prodotto, perché poi c'è un'alternativa. Possiamo anche dire, e questo lo possiamo stabilire tutti insieme, che la Sardegna è un prodotto turistico stagionale. A quel punto ce ne facciamo una ragione, non lo posizioniamo sul mercato, ma è evidente che l'effetto è distruttivo, perché significherebbe competere con l'idea che faremo sempre gli stessi numeri, e questo non è vero. Sappiamo che le compagnie aeree sono non sempre attratte dalle destinazioni che hanno una efficienza temporale molto bassa, e in ultimo facciamo affidamento su un cliente che sceglierà sempre e comunque noi per un monoprodotto che sarà un evergreen nel tempo. E anche questo non è garantito. E poi in ultimo sappiamo benissimo quali sono gli effetti sociali di queste scelte. L'effetto sociale è che noi avremo una popolazione molte volte non residente che beneficia di quei 3 mesi di full immersion, ma che poi rimane 7, 6 nel migliore dei casi, 8 mesi con una inattività, che vuol dire non remunerazione per le risorse umane e anche mancanza di crescita. Ecco, da questo punto di vista mi permetto di dire, per i tanti studenti che con noi oggi vivono questa giornata, sia i nostri studenti universitari che gli studenti delle superiori, che questa non è una scelta, perché questo è un non mercato. Scegliere in una destinazione come la Sardegna e lavorare solo d'estate significa far venire meno tutte le altre prerogative che abbiamo come territorio, come prodotto turistico a 360 gradi, non soltanto sole e mare. E in ultimo ricordiamoci anche che il turismo è una delle poche filiere trasversali e pervasive, il che significa che abbraccia tutte le altre economie. Decidere di limitare l'economia turistica significa anche limitare le altre economie, per cui sarebbe una scelta radicale, ne possiamo parlare, però gli effetti sarebbero dirompenti. E allora forse mi riporterei sulla normalità. La normalità è che dovremmo avere un prodotto turistico competitivo, e tale è solo quando si esprime completamente, e per esprimersi completamente anche il sole e il mare può essere rivisto in chiave di destagionalizzazione. Questo richiede una conversione e un'innovazione culturale. Dobbiamo iniziare a farla partire, ancora non è partita completamente. Ho però una buona notizia. Abbiamo in collegamento con noi Letizia Locci, funzionario dell'assessorato del turismo, che ci deve informare su un'iniziativa della Regione Sardegna per il 2023. Credo che questa possa essere un elemento che aiuta nei ragionamenti che stiamo facendo. Stiamo parlando della BITAS, la borsa del turismo attivo, sospesa per qualche anno, dal 2023 è a catalogo. Letizia, ci sei? Sì, ci sono, buonasera a tutti. Eccoti. Grazie di questa opportunità. Come dicevi, dopo anni di assenza, finalmente ci riaffacciamo sul mercato con la 6ª edizione della BITAS, che è la borsa internazionale del turismo attivo in Sardegna. Mi piace ricordare che è stata la prima borsa internazionale del turismo attivo in Italia. La prima edizione l'abbiamo avuta nel 2010. Qual è la novità di quest'anno?
Allora, la novità è che per la prima volta abbiamo messo tutto a bando, dalla location ai servizi. Abbiamo chiuso con il contratto con la società aggiudicataria e quindi siamo pronti a partire. A breve ci sarà lo speciale BITAS pubblicato e quindi attraverso una piattaforma appositamente ideata ci sarà la possibilità di iniziare con le iscrizioni. Saranno 4 giornate dal 23 al 26 marzo 2023 e la location è Alghero. Ci sarà, visto che ci piace l'idea di fusione e di incontro con la comunità ospitante, abbiamo ideato il villaggio BITAS che insisterà nel largo San Francesco e nel centro storico di Alghero, quindi verranno utilizzati diversi immobili per le varie attività. La prima giornata sarà caratterizzata non dalla solita conferenza inaugurale della BITAS, ma avremo la seconda edizione degli Stati Generali del Turismo Attivo, del turismo attivo sardo, perché rispetto alla prima edizione che si era svolta ad Olbia, dove gli operatori, avevamo quasi 1000 operatori a confronto per 2 giorni, hanno avuto la consapevolezza di questo mondo, il mondo del turismo attivo e del fatto che potevano creare reti e sinergie. Quindi partendo da quello, l'incontro del prossimo anno servirà per mettere in risalto quello che è stato realizzato e cosa ancora c'è da fare su questo mercato, su questo segmento dell'industria turistica. Quindi faremo gli Stati Generali del Turismo Attivo, la seconda giornata ci sarà la BITAS vera e propria, quindi la borsa, quindi le contrattazioni B2B tra gli operatori del turismo attivo sardo e i buyer nazionali e internazionali, quindi avremo una selezione di circa 100 buyer provenienti da Europa, UK, USA, Canada, Australia, e poi contiamo su una partecipazione di circa 250 operatori del turismo attivo sardi che verranno invitati direttamente, riceveranno un'email, ma poi andremo a pubblicare l'avviso affinché questo invito che facciamo diretto con email venga poi perfezionato attraverso l'iscrizione sulla piattaforma. Ciò che rileva per questa edizione che creeremo un vero e proprio marketplace per gli operatori, quindi le contrattazioni, le attività di matchmaking continueranno anche dopo la fine della BITAS, dell'evento vero e proprio che si terrà a marzo. Anche quest'anno avremo i seminari, saranno 3 seminari e poi avremo dei seminari, scusate se guardo, non me ne ricordo, uno sarà su sentieri e sulla sentieristica della Sardegna, una sulla domanda e sull'offerta del turismo attivo e un altro su turismo data driven, quindi analizzare dati per prendere decisioni più efficaci. E poi rivolti agli operatori della domanda avremo degli educational tour sul cicloturismo, vela, l'escursionismo e il sport da roccia. Cos'altro vi posso dire? Vedremo come andrà. Ai seminari potranno partecipare agli Stati Generali e ai seminari non solo gli operatori del settore, ma anche le scuole, l'università. E questo è quanto per adesso. No, benissimo, benissimo. Era proprio la notizia che stavamo aspettando.
forse l'abbiamo evocata perché tutta la mattina cercavamo di trovare una modalità poi per mettersi insieme, per ragionare insieme, per trovare una sponda anche tra operatori, no? Tu adesso hai parlato di operatori che arriveranno, i buyer che arriveranno dall'estero. Ecco, queste sono le richieste che abbiamo effettivamente dagli operatori. Avere una finestra internazionale che possa effettivamente aprire un pochino il mercato. Il turismo attivo certamente è una leva forte. Giusto, Antonio? E sarebbe, tanto saluto Letizia la sento sempre con grande piacere. Il turismo attivo è una leva importante e forse visto anche il tempo, stiamo parlando di marzo, è un evento importante che potrebbe aprire di fatto la stagione turistica in Sardegna. E allora forse anche in memoria di quello che ci siamo detti stamattina, la disponibilità degli aeroporti a informarci entro febbraio sulla programmazione dei voli, forse potremmo già iniziare ad ipotizzare quando le nostre strutture, le nostre attività potranno essere aperte e magari proprio per marzo, visto che arriveranno tanti operatori, potremmo farci trovare già pronti e creare delle occasioni per prolungare la visita in Sardegna. Vedete, ancora una volta noi abbiamo bisogno di un modello di governance privata flessibile. Dobbiamo essere bravi a valorizzare costantemente le opportunità che arrivano. Qua c'è appena stato detto, ci hanno dato le date, ci hanno detto quali saranno i contenuti. È evidentemente un'attività di valore. Noi lo possiamo leggere come spettatori, andremo e parteciperemo alla BITAS per ascoltare, oppure la possiamo vivere da imprenditori. La BITAS è un momento in cui a fronte dell'incontro proponiamo nel modo migliore e quindi vendiamo il nostro prodotto. Lo facciamo per tempo e ci impegniamo magari in numero crescente ad avere le strutture aperte e ad avere il nostro prodotto già disponibile. Questo secondo me sarebbe il risultato più importante e la più grande dimostrazione di saper vendere. Vendere uguale capacità di intercettare le opportunità di mercato. Questa è la grande verità. Allora forse se riuscissimo a raccogliere qua dagli operatori presenti, da quelli collegati online, una prima disponibilità, sì, ci impegniamo a valutare, siamo nel mese di dicembre, oggi è il 14 dicembre, abbiamo il tempo giusto anche perché parliamo di un sistema che non ha bisogno di grandissimi interventi, si può programmare per tempo e il tempo forse è quello giusto, abbiamo 3 mesi davanti per programmare. Forse dovremmo prendere questo impegno, Lucio, dobbiamo spronare tutti per prendere questo impegno. Quest'anno la Sardegna apre a marzo, ci prepariamo e dimostriamo anche ai vettori aerei, e lo comunichiamo anche agli aeroporti e al sistema dell'autorità portuale, che la Sardegna è disponibile ad aprire a marzo e che in accordo con la Regione Sardegna, visto che ci sarà la BITAS, lanciamo il nostro prodotto su un palcoscenico internazionale, tutti aperti. Forse lanciamo questo hashtag, Gianluigi. Mi sa che è il momento giusto, anche perché poi Pasqua è ad aprile, i primi giorni di aprile, il 9 se non ricordo male, quindi il collegamento sarebbe proprio perfetto. Direi che è un'ottima notizia questa di Regione. Assolutamente. Letizia, nel ringraziarti devo subito chiederti una cosa perché già sono arrivati i messaggi degli operatori, quindi che cosa devono fare esattamente e quando pensate di essere fuori con le comunicazioni? Allora, prima di Natale avremo lo speciale BITAS pubblicato con la possibilità di navigare sulla piattaforma. Una cosa che mi sono dimenticata, tra virgolette, è che questo è un progetto finanziato con i fondi del PORFESR 14-20 e poi molto importante per gli operatori del turismo attivo sardo. È necessario che partecipino, vengano per le 2 giornate, va bene, la seconda del 24 per le contrattazioni, ma il 23 per gli stati generali, perché è il momento di parlare e di dire quello che realmente pensano, quali sono le possibili soluzioni per eventuali problematiche. E volevo dire che per l'occasione tutti gli alberghi della città e dei dintorni hanno predisposto dei pacchetti di soggiorno sia per gli operatori che per i visitatori, gli studenti, quindi pernottamento, soggiorno, pasto, i transfer e la possibilità dall'albergo sino ai luoghi al villaggio Vitas e con la possibilità anche di utilizzare le bici per andare dall'albergo verso il villaggio dove si terranno le attività. Ecco, questo è.
Io credo sia la fine delle scuse, insomma. Siamo un po' sempre in discussione, colpa di quello, colpa di quest'altro. Forse è il momento di iniziare a costruire, come ha detto Antonio, come hanno detto i relatori prima nella mattinata e diranno adesso, lasciandogli spazio subito, però iniziare forse a mettere un po' da parte quell'egocentrismo che abbiamo un po' tutti nell'essere nel credere di essere un po' il centro dell'universo, sia come sardi che come operatori, e di andare insieme a provare a costruire qualcosa di positivo e soprattutto di economicamente sostenibile, ecco. Perfetto. Esatto. Grazie a Letizia Locci Grazie. dell'assessorato del turismo. Grazie davvero Letizia, a presto. Ciao. Bene, credo che abbiamo imboccato la strada giusta, perché adesso in linea abbiamo Massimiliano Cossu, quindi siccome il tema di oggi è come vendere, abbiamo parlato della vita, del turismo attivo, ma poi c'è forse la persona che meglio di tutti sa vendere in Sardegna, e con Portale Sardegna e tutte le sue propagini, le sue evoluzioni, questo lo sa fare molto bene. Massimiliano, sei con noi? Sì, grazie Lucio, grazie, sei sempre gentilissimo. Mi dai sempre questa carica di over responsibility perché mi crei sempre tante aspettative, questa cosa ogni tanto mi aumenta gli stress che già sono tanti. Comunque, allora, grazie. racconta questa cosa che non tutti hanno ben capito: fusione per incorporazione. Portale Sardegna è cresciuto, questo l'abbiamo capito, siete diventati ancora più grandi. Raccontaci un po' l'operazione, che è successo? Ma è successo che la storia come le nostre ambizioni non erano più all'altezza di una realtà come la nostra. Abbiamo creato un progetto che è diventato comunque intanto di valenza nazionale, ma addirittura internazionale, perché stiamo aprendo anche degli uffici a New York, ci stiamo internazionalizzando e ormai siamo diventati una realtà che presidia tutti i territori italiani, esportando però un modello che è partito dalla Sardegna e che poi abbiamo replicato nelle regioni. Investimenti comunque importanti, lato tecnologia, che abbiamo fatto da soli con i nostri capitali, e avevamo bisogno di un partner industriale per valorizzare tutto quello che abbiamo fatto. E abbiamo trovato in Destination Italia, un po' c'erano qua a Milano anche un po' il tifo da parte di entrambi gli investitori per creare questa operazione, perché tutti vedevano delle complementarietà evidenti tra le due società. Destination è una realtà molto più strutturata dal punto di vista economico, dal punto di vista diciamo anche del management. Noi abbiamo delle cose però che loro non hanno e che completano perfettamente rafforzano le loro strategie di sviluppo, e quindi questa non è la fine di Portale Sardegna, ma Portale Sardegna vive all'interno di un altro involucro societario. La nostra azienda quindi non muore, muore la scatola, muore il soggetto giuridico, non avrà più sede in Sardegna, non sarà più una società quotata nel momento in cui andremo a completare il nostro percorso, ma l'anima resiste, i soci diventeranno i soci di Portale acquisteranno una quota importante di Destination Italia. Il sottoscritto entrerà nel consiglio di amministrazione anche con delle deleghe importanti di questa società, proprio per garantirne la continuità. Però era un lieto fine con un inizio ancora più ambizioso. Ecco, questo è quanto. Bene, Massimiliano, ci hai descritto una global company alla quale non siamo abituati in Sardegna, soprattutto non siamo abituati a realtà strutturate nel turismo, e questa forse è la prima opportunità anche per far vedere che dalla Sardegna si può sviluppare un progetto organizzato, coerente, che ambisce a conquistare il mondo. Diamo un suggerimento: oggi stiamo parlando di canali di vendita, di prodotto, di posizionamento, ci stiamo dando un'indicazione per diventare più bravi. Forse lo siamo un po' meno, dipende poi dai micromercati sardi, però dal tuo osservatorio hai scalato rapidamente in questi anni
le vette della borsa prima per poi arrivare a livello internazionale, un ufficio a New York è un bel punto di ripartenza. Allora diamo un suggerimento agli operatori per iniziare a guardare in alto, puntiamo a diventare leader globali. Qual è il suggerimento migliore che gli puoi dare? Se mi posso permettere, proprio con la massima umiltà, perché noi siamo comunque quello che dobbiamo fare, the best is yet to come, come diceva Obama, cioè dobbiamo ancora fare tanto, non è arrivato ancora il momento di guardarci indietro. Oggi sono qua nella sede di Welcome Travel Group, il nostro partner, un partner gigantesco, enorme, il più grande canale commerciale dei due colossi europei, Alpitour, Costa Crociere, con 2400 agenzie. Abbiamo indetto una conferenza stampa insieme a Italian Way, un altro grossissimo partner, appunto Welcome Travel Group e Portale Sardegna. E oggi dicevo, perché siamo qua noi, dicevo in conferenza stampa? Perché abbiamo avuto delle idee e il coraggio di portarle avanti. L'idea dei Portale Sardegna Point, dei local expert, della valorizzazione dei territori autentici, della digitalizzazione, della travel factory digitale, è nata qui, è nata nel 2019, l'abbiamo sviluppata, abbiamo il coraggio di portarla avanti e di investirci sopra. Quindi quello che posso consigliare, ripeto, nella mia totale umiltà, è quello di credere alle proprie idee, di sfidare il mercato, di rompere la staticità e di essere ambiziosi ma non spregiudicati. Ecco, questo è il mio modesto consiglio che posso dare. Dai un consiglio tattico. Tu hai proposto come idea il magazzino delle esperienze, che è un'idea nuova, innovativa, che sul mercato inizialmente ha destato un po' di perplessità. Ricordo ancora gli occhi dei miei studenti quando l'hai presentato in anteprima durante uno dei vari interventi che ci hai regalato nel corso degli ultimi anni. Bene, il magazzino delle esperienze si è rivelato uno degli elementi vincenti di questa scalata, di questo processo verso l'innovazione e il rafforzamento del prodotto turistico. Da questo punto di vista forse tanti operatori potrebbero seguire quella strada, perché non ci mancano le strutture alberghiere, non ci mancano gli operatori della filiera, però quando parliamo di esperienze, sui siti è una parola abusata, ma nella pratica ci viene a mancare la vera esperienza. E allora forse da questo punto di vista un suggerimento lo possiamo dare agli operatori, Massimiliano. Va bene il taglio prudenziale, il basso profilo che ti riconosco, però è anche vero che l'esperienza pratica l'avete fatta. Sì, non è solo esperienze, l'abbiamo chiamato un magazzino digitale di materie prime turistiche, ed è un po' il lavoro che sta dietro quello che in questo momento è il nostro asset più importante, la rete dei local expert. Noi avevamo bisogno di antenne nei vari territori per riempire nella nostra piattaforma dei contenuti che solo ed esclusivamente chi vive la destinazione, chi vuole essere il protagonista dello sviluppo turistico è in grado di creare, è in grado di dare. Quindi il magazzino digitale di materie prime turistiche è questo grande contenitore dove i nostri local expert hanno inserito a oggi 8.000 contenuti autentici, classificati per temi, ma soprattutto utilizzabili immediatamente secondo un processo industrializzato da chi fa i pacchetti viaggio. Quindi abbiamo creato a fianco al magazzino un software che si chiama Travel Factory, quindi fabbrica di prodotto, che prende i contenuti del magazzino digitale e crea prodotti tematici in tempi veramente rapidi. Quindi questo è sicuramente un asset importante che fa parte della nostra azienda sia in termini di software ma anche di contenuti. Però attenzione, quello che la strategia di massima qual è stata? Noi in questo momento stiamo regalando il 30% del mercato dei codici sorgenti, mi riferisco alle online travel agency della Silicon Valley. Come possiamo contrastare questo strapotere di questi soggetti che diciamo vabbè ti portano i clienti però non fanno marketing turistico, non hanno interesse a portare la gente a Malta piuttosto che in Sardegna? È tutta una questione di prezzo e di tecnologia, niente di più. Come possiamo riprenderci in mano le strategie del turismo lavorando su un progetto di umanesimo, cioè di bottom up, di valorizzazione del territorio? Quindi il centro del nostro progetto non è la tecnologia ma sono i local, queste persone che in questo momento oltre a darci contenuti per creare pacchetti radicati nel territorio assistono anche i nostri clienti in loco, ed è questo il modello che stiamo esportando e che è piaciuto e che ci sta aprendo delle opportunità che comunque vogliamo in tutti i modi sfruttare.
Bellissimo, ciao Massimiliano, Gianluigi. Una domanda secca. Io operatore, come posso fare per partecipare, per essere presente in questo progetto che mi affascina, capisco le potenzialità, però magari non ho le competenze, non ho la conoscenza del mercato, non ho gli strumenti per poter capire come essere, insomma, nel mercato insieme a tutte quelle belle cose che hai detto. Ma semplicemente contattarci, è molto semplice, nel senso che noi siamo aperti a qualsiasi tipologia di collaborazione, i nostri software sono scalabili per lavorare con tutte le tipologie di operatori, quindi la cosa più semplice è contattarci e noi siamo ben felici di allargare le collaborazioni a tutti gli operatori. È una modalità, ne abbiamo parlato, no? Trovare una piattaforma che può essere un piano strategico, può essere una DMO, può essere un club di prodotto, può essere anche un soggetto privato. Spesso, l'hai detto tu Antonio, che i privati aggregano intorno le esigenze e quindi ne creano appunto traiettorie economiche. L'importante è avere qualcosa intorno al quale, insomma, potersi trovare e diventare destinazione, perché poi alla fine... In effetti io riconosco uno dei grandi pregi di Massimiliano. Quando l'ho conosciuto mi ricordo che anche io attraversavo una fase in cui sperimentavo una nuova esperienza temporanea e in quell'esperienza generalmente l'approccio era: vi chiediamo qualcosa, vi diciamo che cosa non avete fatto. Massimiliano, quando l'ho conosciuto, non ha detto niente di tutto questo, non ha detto voglio qualcosa o vi dico che cosa dovete migliorare. È andato molto oltre, cioè lui ha detto: guardate, io ho un'idea, a me piacerebbe poterla condividere, perché sono convinto che da quella condivisione, facendola conoscere, poi si può sviluppare qualcosa. Questo succedeva nel 2014, oggi siamo nel 2022 ed evidentemente la condivisione ha funzionato. E tra l'altro l'intuizione di Massimiliano è un caso studio che noi approfondiamo con gli studenti nella nostra università, riguarda un'intuizione che a suo tempo ebbe anche Booking. Booking.com a suo tempo provò a territorializzare l'offerta, lanciando l'idea degli uffici territoriali da aprire. Questo perché? Perché si era reso conto che di quello che diceva Massimiliano: noi commercializziamo, ma non ci interessa dove, l'importante è avere una camera da vendere, perché quello è il nostro business, dimenticando però che non si vendevano più camere, ma ci si spostava verso l'esperienza. E quando lo hanno capito, hanno provato. Il progetto non è mai partito, anche il Booking.ie, che doveva essere la piattaforma dell'esperienza, in realtà ha avuto un successo alterno. Questo proprio perché, quello che diceva Massimiliano, mancava l'elemento organizzativo, quella visione territoriale organizzata che ti consente di dare anima al prodotto. E allora a Portale Sardegna riconosciamo questo, che non si chiami più Portale Sardegna nel futuro, però il format, il business model è sempre questo. Ecco Massimiliano, una cosa su questo, il business model. Io ho conosciuto Portale Sardegna nella fase di crescita con alcuni progetti ambiziosi che già si portavano avanti, ma da questo punto di vista il modello che avete realizzato è stato un modello profittevole? Cioè possiamo dire che realmente l'intuizione è andata di pari passo con la remuneratività dell'azione? Allora, posso dire che la regione che è partita prima, ossia la Sardegna, è già ampiamente a break even, nel senso che quest'anno 2022 abbiamo fatto dei volumi veramente, veramente importanti con i nostri local expert. Siamo assolutamente contenti e siamo pronti a fare un 2023 ancora più forte. Il resto d'Italia è un anno indietro, ha un modello di business leggermente diverso rispetto a quello della Sardegna. Infatti adesso quello che abbiamo annunciato oggi con la conferenza stampa è proprio la replica del modello sardo in toto, che era un po' diverso nel resto d'Italia. Però diciamo di sì, dove abbiamo il modello originario tipico che esiste da 3 anni, oggi è sicuramente redditizio e lo sarà sempre di più, di questo ne siamo assolutamente convinti. Massimiliano, già i social si sono scatenati, no? Mi hanno già mandato un po' di messaggi, ma significa che state abbandonando la Sardegna? Assolutamente no, non ci pensiamo neanche. Vogliamo valorizzare ancora di più la Sardegna con strumenti e con potenzialità molto più importanti rispetto a quelle che abbiamo. Cioè non è che
noi non vediamo una grande continuità in quello che facciamo, e prima di prendere una decisione come questa ci siamo accertati che tutti gli stakeholder del nostro territorio e soprattutto gli investitori siano avvantaggiati da questa nostra decisione. Un'ultima domanda per me, poi i colleghi magari faranno qualche altra domanda. Io volevo chiederti questo: tu da quando sei nato, tu vieni da una città dell'interno della Sardegna, no? Vieni da Nuoro, una città che fatica a sviluppare sistemi turistici. Tu ci hai creduto, hai creato Portale Sardegna a Nuoro, l'hai voluta creare lì, sei rientrato, tu facevi un altro mestiere, eri un broker finanziario, insomma ti muovevi su altri mercati, hai scelto di tornare e di valorizzare il turismo. Da quando tu sei rientrato, il modello sostanzialmente non è cambiato moltissimo, c'è una grande curva d'estate, continuiamo a faticare d'inverno e nelle stagioni di spalla. Credi che sia questo, come diceva prima il professor Usai, il modello definitivo? Non possiamo cambiare qualcosa o abbiamo ancora qualcosa che possiamo imparare? Possiamo vendere meglio la Sardegna in bassa stagione o in stagioni di spalla? Assolutamente siamo quasi all'anno zero, Lucio. Io la penso così, nel senso che la Sardegna merita ben altri flussi turistici e ben altre opportunità e ben altri vantaggi, come giustamente diceva Antonio, che si propagano in tutta l'economia. Non vi faccio di nuovo l'esempio delle Baleari, delle Canarie, ma io non dico che la Sardegna deve essere balearizzata, ma da un peso sul PIL che sfiora il 90%, un peso sul PIL che sfiora il 10%, per una regione a vocazione turistica come la Sardegna c'è tantissimo da fare. Adesso chiaramente noi abbiamo delle idee, le stiamo anche portando avanti e non ritengo che sia questo, non ci sia il tempo neanche per affrontarle, però è stato fatto pochissimo, poco, e c'è ancora tantissimo da fare. Siamo sempre in tempo. L'anello, purtroppo, mi dispiace dirlo, ma amministrazioni pubbliche, operatori, associazioni imprenditoriali in primis si muovono in maniera troppo disgregata. Serve un anello di congiunzione, serve una governance che non c'è. Massimiliano, proprio questo, ritieni che sia necessaria una governance anche con la mano pubblica, oppure invece è possibile magari creare una sorta di sistema che in qualche maniera si privi dell'aspetto pubblico e invece coalizzi, diciamo, aggreghi i soggetti privati intorno a un progetto di destinazione chiaramente condiviso? È chiaro che se tu vuoi aggredire i mercati internazionali e tu disgreghi le tue potenzialità in 1000 rivoli senza un'azione coordinata, l'efficacia ovviamente si riduce in maniera drastica. Ora, non voglio veramente portare l'acqua al mio mulino, però io penso che nel nostro piccolo, la nostra rete dei Sardinia Local Expert, con 18 presidi fisici aperti in tutta l'isola, poteva essere un'opportunità dove magari anche le associazioni, il pubblico potevano dire: ah, carino questo, cosa state facendo? Possiamo fare qualcosa insieme? Cosa ne dite? Invece assolutamente non è successo niente. Forse siamo noi anche che non siamo in grado di proporci, di interloquire, quindi anche io mi prendo la mia grande fetta di responsabilità, però in un mondo, diciamo, normale, queste iniziative dirette, coordinate con una strategia, magari avrebbero meritato un po' più di attenzione. Magari è una cosa autoreferenziale, però come vedete autorevoli esponenti internazionali ci danno retta e come, quindi magari un po' di ragione ce l'ho pure. Massimiliano, questa mattina la società di gestione aeroportuale ci hanno ricordato che il loro lavoro è al servizio del territorio, però sono delle società e quindi fanno business. Allora significa che il loro investimento, che ha un costo che va al di là della mera gestione organizzativa, ha bisogno anche di un supporto, e hanno fatto un parallelo in modo più o meno spinto, però ci hanno detto, così come Booking per fare la sua attività chiede una partecipazione, una fee
agli operatori turistici, allora perché no, anche gli aeroporti dovrebbero essere sovvenzionati dall'operatore che beneficia della loro attività. Cosa ne pensi? Secondo te questo potrebbe diventare alla lunga un modello sostenibile che va anche in quella direzione di una governance privata, dove gli aeroporti dialogano direttamente con chi beneficia in modo diretto a livello economico e quindi con tutta la filiera dell'attività che fanno per l'incoming? Vale la stessa cosa per i porti? Bellissimo questo assist perché abbiamo un'esperienza concreta da dimostrare e sono proprio con l'aeroporto di Olbia 2004, ok? Ci chiama l'aeroporto di Olbia e ci chiede: possiamo fare un'azione di co-marketing sistemica con Hapag-Lloyd Express, Portale Sardegna e noi aeroporto insieme alla regione, o comunque che attraverso comunque i contributi pubblicitari che la regione canalizzava con queste compagnie, creare un prodotto vero, ed è nato l'open voucher, che poi non è altro che il nonno di quello che stiamo facendo adesso. Che cos'era l'open voucher? Era un pacchetto hotel più auto a 29 euro al giorno che consentiva al cliente di muoversi in Sardegna in bassa stagione. Risultato: hanno fatto paper che hanno girato mezzo mondo, la nostra curva di fatturato si è invertita, fatturavamo più in bassa stagione che in alta stagione, cioè gli autonoleggi partner avevano le file fino a fuori, gli autonoleggi non partner erano lì. Questo secondo me era un esempio riuscitissimo dove pubblico, privato, aeroporti e compagniere potevano lavorare insieme in maniera aggregata, e che soprattutto rendevano sostenibili degli investimenti in marketing che noi come azienda privata non avremmo potuto, nonostante il prodotto fosse estremamente competitivo. Quindi la risposta, caro Antonio, penso di avertela data in maniera indiretta, credo che quella sia la strada giusta. Sì, in qualche modo riusciremmo ad autofinanziarci secondo una logica propriamente imprenditoriale, investimento, e a fronte di quell'investimento c'è un ritorno che mette d'accordo tutti quanti. Lucio, a te. Non possiamo che ringraziarti tantissimo e farti un grande in bocca al lupo per il futuro. Ci teniamo che Portale, o l'anima di Portale che sta dentro Destination Italia, resti un po' collegata alla Sardegna, quindi insomma speriamo di averti ancora con noi nelle prossime edizioni del Call to Action. Grazie davvero. ciao Max. Sarà come la bandiera dei quattro muri nei concerti, c'è sempre. Sempre. Ciao Max. Grazie, ciao. Max, a presto. Bene, ringrazio voi due e chiamo sul tavolo Donato Ala, che ci racconta un progetto molto interessante. Siamo stati ospiti di Donato quest'anno a Smolas. Donato ha inventato un format che noi abbiamo ritenuto molto, molto positivo, molto stimolante, che poi in realtà è un format che tu hai creato in Sardegna ma che stai esportando poi in giro per l'Italia e forse anche oltre. A te la parola, Donato. E grazie Lucio dell'invito. Devo dire che Call to Action è stata ed è un'occasione per poter spiegare al meglio quello che è questo progetto. I Sardegna qui dietro, vedete, non so se si vede lì, perché lo vedo, c'è già. Ok, vedete Italy Food Awards, perché ha un po' anticipato quello che in realtà ha proposto Lucio. Noi siamo partiti con i Sardinia Food Awards nel 2016. I Sardinia Food Awards non sono un concorso di prodotto, ma è semplicemente un progetto di comunicazione dedicato alle eccellenze agroalimentari. Cioè noi ci siamo resi conto che c'erano tantissimi premi riservati ai prodotti agroalimentari, cioè venivano premiati il miglior olio, il miglior vino, il miglior miele, ma in realtà non era e non c'era alcun concorso, se vogliamo chiamare così, riservato alle aziende, quindi premiare le aziende attraverso i prodotti. E così nasce nel 2016 Sardinia Food Awards. Nasce in un periodo in cui c'erano veramente tantissimi concorsi che proponevano proprio la vincita di questo bollino
di un prodotto specifico, e noi lì abbiamo a questo punto pensato di ampliare questo concetto e abbiamo detto: perché non cerchiamo anche di costruire un progetto per far incontrare i produttori con magari la GDO. Cioè abbiamo detto, ci sono tantissime aziende che non riescono a entrare in contatto con la grande distribuzione per vari motivi, perché magari si sentono piccoli, perché magari credono di non avere il prodotto giusto, opportuno per, e quindi abbiamo detto, nostro sponsor deve essere una GDO. I primi 4 anni abbiamo avuto come sponsor Iperpan, il gruppo Iperpan di Cagliari, ormai da 3 anni circa abbiamo invece il gruppo CRAI che ci assiste, e abbiamo detto: come facciamo a farli incontrare questi produttori con anche professionisti dell'oreca, quindi chef, ristoratori, ed è qui che nasce questo meccanismo. Oggi siamo qui perché questo dice come vendere, come farsi conoscere. Questo è uno dei nostri obiettivi. Uno dei principali elementi che ci caratterizza il progetto Sardinia Food Awards è quello che noi non facciamo del business sui produttori agroalimentari. Partecipano con qualsiasi tipo di prodotto e si iscrivono e pagano solo un diritto di iscrizione, un diritto di segreteria ridicolo, dopodiché non pagano più nulla, nel senso che non sono come i concorsi generalizzati dove si paga per la presentazione di 2 prodotti piuttosto che di 4 o altro. Ma tornando al discorso di prima, l'idea fondamentale era quella di unirli, e cosa meglio di un galà di premiazione poteva unirli, ed è qui che nasce il galà dei Sardinia Food Awards, dove i premiati venivano a ritirare il premio durante questo galà. Il primo galà che abbiamo deciso di fare è stato fatto al Forte Village, quindi è stato fatto in una location molto importante del sud Italia. Sapete che il Forte Village ha vinto per tantissimi anni, credo anche quest'anno, come uno dei migliori resort al mondo. Abbiamo deciso di fare questo perché volevamo posizionare i Sardinia Food Awards in un settore di eccellenza anche da un punto di vista di location, e quindi abbiamo pensato di farlo con il Forte Village. Dopodiché quando abbiamo visto che c'era estremo interesse dei produttori a venire a conoscerci, e qua ci colleghiamo, Lucio, a quello che si diceva prima, cioè la possibilità di creare sinergia, perché questo è il valore aggiunto che hanno gli altri anche nel turismo che non abbiamo noi. In Spagna il motivo del successo è perché chi conosce la Spagna, io parlo del mio settore che non è solo quello agroalimentare ma è quello golfistico, faccio il giornalista di turismo golfistico da una vita, ho visitato veramente tantissime nazioni, quindi posso avere motivo di potervi dire che la Spagna, per esempio, è quando tu parli con un operatore quasi sempre parla al plurale, difficilmente dice io ho fatto, lo senti dire abbiamo fatto. Questa è la cosa che caratterizza un po' la Spagna per l'aspetto turistico ma anche enogastronomico, perché non dimentichiamoci che l'enogastronomia insieme al turismo in Sardegna sono le 2 cose più importanti in assoluto, cioè proprio più importanti in assoluto, ed è qua che mi ha sconvolto il dato che ha dato prima non ricordo se Davide, cioè sul fatto che in realtà il contributo che dà la Regione per il turismo e per il vostro settore è un contributo ridicolo rispetto a, dovrebbe essere il contrario. Quindi l'agroalimentare è un altro elemento che interagisce col turismo, perché il turismo enogastronomico in regioni come il Piemonte, come la Toscana, è fortissimo, cioè questo è determinante. Ci sono alcuni elementi intorno alla Sardegna, ci sono delle realtà che questo lo fanno anche molto bene. Mi viene in mente, senza fare pubblicità, su Gologone, no? Credo che sia uno degli elementi che rappresenta meglio quello che stiamo per dire. Quindi turismo enogastronomico hanno sviluppato moltissimo questo aspetto. Torniamo ai Sardinia Food Awards, però non usciamo troppo da questo argomento, il motivo per il quale sono qui. Quindi quell'anno abbiamo deciso di fare questo. Ci siamo resi conto che i produttori erano molto contenti di essere lì presenti,
vestiti bene, incontrarsi, conoscere e confrontarsi con chi era presente lì. Moltissime aziende sono entrate a far parte del gruppo Iperpan all'epoca come fornitori. Io ricordo che di recente ho ricevuto una telefonata di un produttore di formaggi che, piangendo, ma un pianto di gioia, era felice attraverso Sardinia Food Awards di essere entrato dopo 3 anni all'interno del gruppo CRAI come fornitore. E guardate che entrare nel gruppo CRAI come fornitore non sono noccioline, sono soldi. Noi per fare tutto questo, ribadisco, non chiediamo niente. Noi riteniamo che i Sardinia Food Awards debbano crescere attraverso la partecipazione dei produttori agroalimentari. Più sono e più il prodotto assume forza. Questo ci ha aiutato molto per poter dire: ho vinto un bollino ai Sardinia Food Awards che metto sui miei prodotti. Questo valorizza molto, sia in termini di marketing che in termini di comunicazione e anche, perché no, di propria gioia di poter dire: il mio prodotto su 300 aziende è stato premiato. Quelle erano più o meno, l'anno scorso abbiamo avuto 297 aziende iscritte ai Sardinia Food Awards, ne sono state premiate circa 85, questa è la media. Come funzionano i Sardinia Food Awards? Funzionano in questo modo: partono di solito a gennaio, i produttori vanno sul sito, si iscrivono, ripeto, con un diritto di segreteria di 100 euro se non ricordo male, quindi è proprio ridicolo. Dopodiché noi mettiamo su delle sessioni di giudici per 10 categorie, ovvero noi scegliamo il presidente di giuria di una categoria al quale poi facciamo arrivare i prodotti. Solitamente le giurie sono altamente qualificate nei propri settori, chiaramente, e i presidenti di giuria decidono i loro 4 elementi di giuria. 4 elementi che noi stessi non conosciamo, anche perché, questo è l'aspetto democratico di questo progetto, i prodotti vengono valutati alla cieca. Quindi la possibilità per un piccolo produttore di partecipare e di sapere che non si mette già subito in deficit rispetto a un'azienda importante, per noi è fondamentale. Infatti spesso vincono delle aziende o prendono delle menzioni speciali delle aziende piccole. Stiamo conoscendo delle realtà incredibili con gli stessi buyer di CRAI. Gli stessi buyer di CRAI non conoscevano moltissime aziende che hanno vinto i Sardinia Food Awards, e questo devo dire che ci gratifica. Torniamo a noi. All'incirca dopo 3 mesi i giudici ci forniscono i dati dei vincitori e ce li forniscono sempre 10 giorni prima dell'evento finale, che è il galà. Fino allo scorso anno il galà, dopo il Forte Village, è passato al golf di Smolas. Ho cercato di avvicinarmi all'altro mio amore, che è il golf, e quindi abbiamo deciso di farlo lì, e per 4 anni lo abbiamo fatto lì. Da quest'anno anche qui ci siamo resi conto che per le aziende venire al galà, magari aziende del nord Sardegna, quindi da Stintino, da Olbia, o venire giù a Smolas il sabato sera, era un po' complicato, erano costretti a rimanere lì, anche se proprio brutto non è Chia. Comunque da quelle parti lì si stava veramente bene, però abbiamo capito che non potevamo continuare in questo modo, e allora da quest'anno abbiamo deciso di fare l'evento a Oristano, in una location nuova anche la stessa location, molto bella, sono degli ex vivai, si chiama Rosemary ed è un posto che vi consiglio di andare. Hanno aperto un ristorante con una cucina straordinaria, open, e hanno deciso di allestire sotto i vivai gli spazi per gli eventi, quindi è una cosa anche questa estremamente nuova che noi abbiamo accolto con molto interesse. Quindi appena ci comunicano i risultati i giudici, noi mandiamo una mail alle aziende che hanno vinto, riservatamente gli diciamo che sono a premio e sapranno se hanno vinto o vinto una menzione speciale durante l'evento del galà. Questo è, diciamo, l'elemento che unisce
e fa incontrare, come abbiamo detto, la richiesta e la domanda. Poi cosa è successo? Perché abbiamo qui io uso Mac, Lucio, quindi non so qual è il tasto qui per poter andare avanti con la... Dove? Eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua. Allora, l'idea ve l'abbiamo già detta. Ok. Una cosa, se è pronta la regia, a proposito del galà, siete pronti? Volevo farvi vedere il video dell'evento dello scorso anno, sono 2 minuti che vi fanno capire esattamente la caratteristica di questo evento. Prego. Certamente partiamo dai ringraziamenti più importanti, perché questa serata, ricordiamo, viene realizzata perché ci sono dei partner, noi li chiamiamo partner, non li chiamiamo sponsor, perché per noi sono dei veri partner che affianchiamo alle aziende che sono presenti stasera e a tutte le aziende che partecipano ai Food Awards. Il galà che abbiamo fatto lo scorso anno in Smolas e sono profondamente orgoglioso di quello che siamo riusciti a ottenere. L'anno scorso 352-54 persone presenti, che non sono poche, credetemi, oltretutto quest'anno sì, erano 354 per l'esattezza. Poi ce l'hanno bloccato perché non ci davano più spazi per il tavolo intorno alla piscina. Fortunatamente a Oristano non avremo questo problema perché c'è molto spazio sotto i vivai, quindi non abbiamo questo problema. Ma comunque io spero di rimanere su quel numero lì, perché altrimenti si va troppo in là. Cosa che purtroppo mi sta spaventando un po' la versione Italy, e qui prima di arrivare a Italy volevo dirvi che dopo i Sardinia Food Awards, io sono sardo ma vivevo in Toscana e quindi ho detto perché non farlo anche in Toscana, e quindi l'anno successivo è partito in Toscana. Poi perché non farlo anche in Emilia Romagna, ed è partito in Emilia Romagna. Veneto, Piemonte, sono 6 le regioni dove abbiamo utilizzato questo sistema di sinergia e è stato un successo in tutte le regioni. Da 3 anni in noi ha creduto il Ministero delle Politiche Agricole, e questo ci ha reso molto orgogliosi del fatto di poter dare un bollino certificato anche dal Ministero delle Politiche Agricole, e questo non è poco, anche se avevamo già la Regione Sardegna, l'assessorato che ormai ci segue da tantissimo tempo, col Diretti, che fa parte di questo evento. Però ecco, tutto questo per dirvi che la credibilità dei Sardinia Food Awards punta su questo. E perché abbiamo pensato di non fare business sui
sui produttori. Voi sapete che i concorsi invece sono concorsi che fanno solo business, cioè tutti quelli che fanno i premi sull'olio, i vini, tutta questa roba qui, credetemi, è solo business, è difficilissimo trovare un concorso ad hoc. Noi l'abbiamo pensato, come vi dicevo prima, perché riteniamo che è l'azienda che partecipa a questo concorso che fa crescere il progetto. Far crescere il progetto significa dare la possibilità a noi, che non ci alziamo la mattina per non guadagnare ovviamente, però il nostro guadagno avviene attraverso le sponsorizzazioni. Quest'anno siamo riusciti ad avere altre 2 sponsorizzazioni importantissime per noi, che sono il Banco di Sardegna e Arborea, che sono 2 realtà importanti e che ci stanno aiutando a far crescere questo progetto. Quindi dalle 6 regioni, Ministero delle Politiche Agricole quest'anno ci dice: perché non fate anche la versione nazionale? Credetevi, abbiamo riflettuto un attimo, abbiamo detto forse conviene fare la versione nazionale, anche perché c'erano le altre regioni che stavano un po' pressando per cercare di portare l'evento anche lì, però per noi che siamo una piccola organizzazione, e qui ringrazio anche i miei collaboratori, noi siamo circa 10 persone che portano avanti questo progetto. Sicuramente cresceranno, ma non vorremmo crescere molto di più, però è molto impegnativo fare il galà, non tanto fare l'evento, fare il galà è impegnativo. E quindi dal prossimo anno accadrà questo, cioè rimarranno Sardegna e Puglia probabilmente le 2 regioni con il galà, le altre regioni invece tutte le altre, quindi le altre 19 regioni verranno premiate, verrà fatto un evento unico nazionale che già da quest'anno partiremo e si farà a Milano il 18 di febbraio e la CRAI nazionale ha deciso di investire in questo progetto, quindi per 3 anni ci sarà CRAI come sponsor ufficiale dell'evento e ci aiuterà. Come dicevo prima, noi non chiediamo i soldi ai produttori perché vogliamo portare la serietà, la credibilità e la meritocrazia. Quando non ci sono soldi di mezzo, parlandoci fuori dai denti, non si può pensare che tu stai avvantaggiando quell'azienda piuttosto che un'altra, perché non essendoci soldi di mezzo, perché dovrei avvantaggiare un'azienda rispetto a un'altra? Io ho adottato questo sistema, se volete credermi, credetemi, io fino ai 10 giorni prima dell'evento non voglio conoscere alcun risultato. Ogni tanto ho ormai qualche azienda che partecipa, tipo, senza fare nomi, l'Accademia Olearia di Alghero partecipa fin dal primo anno ed avendo a disposizione il 60% delle DOP in Sardegna, è chiaro che quando presentano un progetto un premio lo prendono sicuramente. E quindi lui ogni anno mi chiama e mi dice allora? E io gli rispondo allora nulla, non lo so come te, perché non c'è motivo di poter anticipare questo, che magari durante la cena anche lui stesso ha più soddisfazione. Quindi, per farla breve, noi puntiamo sulla serietà, la credibilità e la meritocrazia e all'interno del nostro progetto vogliamo solo aziende che credono in questo. Ci è capitato pochissime volte, anzi a memoria 2 volte in 7 anni, di avere un'azienda che ha contestato un voto, no? Senza però rendersi conto che stava contestando il prodotto e non l'azienda e non aveva ancora capito che noi premiamo l'azienda. Quindi noi l'azienda, qui lo diciamo, la premiamo attraverso alcuni criteri. Ovviamente l'80% il prodotto, sostenibilità, lo stiamo facendo ormai da 2 anni, e il packaging. La somma di questi, i giudici tirano fuori il vincitore e la menzione speciale, che per noi la menzione speciale è importantissima perché è come un ex equo, solo dobbiamo premiarne uno e quindi diamo delle menzioni speciali. Pensate che le menzioni speciali a volte vengono assegnate per solo 0,02 di differenza nei voti, quindi vuol dire che è molto importante. Come abbiamo detto, non è il solito concorso, quindi noi premiamo le aziende attraverso una strategia precisa di marketing. E infatti i nostri si chiamano Oscar delle eccellenze agroalimentari. Qui vedete alcune immagini dei vari eventi. Queste sono le categorie
partecipanti. Io sto facendo vedere Italy, ma è come i Sardinia Food Awards, né più né meno. L'unica cosa è che nelle regioni in più, nelle categorie si aggiungono i prodotti regionali, quindi in Sardegna si aggiunge la botarga, faccio un esempio, in Puglia si aggiungono i taralli, in ogni regione c'è una caratteristica, ma diciamo che quelle maggiormente coinvolte sono queste. Se avete notato, le categorie non si chiamano pasta, si chiama pastificio artigianale, non si chiamano olio, si chiama oleifici o apicoltori o laboratori di conserve. Questo perché fa capire maggiormente, l'abbiamo cambiato da quest'anno, fino all'anno scorso andavamo su quello. Quindi l'azienda vince un bollino che mette e usa liberamente, senza alcun vincolo, e l'attestato che ritira durante la serata di gala, che non è obbligatoria, la serata di gala può o non venire, gli viene consegnato comunque. È un bollino, come dicevo prima, molto importante. Gli Oscar vengono consegnati, qui è un'immagine dello scorso anno, appunto, che credo che sia stata forse l'edizione più consistente l'anno scorso a Smolas. Voglio dirvi questo, adesso voglio farvi capire quello che i produttori quando si iscrivono ai Sardinia Food Awards cosa ottengono. Ottengono comunicazione. Noi quest'anno abbiamo raggiunto un accordo in esclusiva con l'Hotel Gallia di Milano, Gallia Excelsior, penso che lo conoscerete, questo albergo bellissimo dove in Piazza Stazione. Io non ci credevo nemmeno quando sono andato a firmare il contratto, ma abbiamo firmato, eccolo qua, abbiamo firmato il contratto dove all'interno di questo meraviglioso hotel, sapete che tra l'altro è di proprietà degli stessi arabi del Qatar, tra l'altro, tanto per cambiare. All'interno di questo del Gallia di Milano, vediamo se non c'è, ok, all'interno del Gallia di Milano c'è una piccola struttura che si chiama wine cellar, cioè una cantina che loro utilizzano, però all'interno di questa cantina c'è uno spazio riservato alla cucina, dove fanno dei cooking show, fino a oggi utilizzato dal ristorante Da Vittorio a Milano, che penso saprete, un 3 stelle, di Bergamo, Milano, è un premiato 3 stelle Michelin, quindi è un livello elevatissimo. Io mi sono accorto di questo wine cellar perché qui c'è una cigar room, all'interno c'è anche una cigar room che io utilizzo spessissimo quando vado in stazione e fumo il sigaro dopo pranzo, dopo cena, quando capito in quegli orari mi vado a fumare un sigaro. Ma la cigar room è stata creata dall'editore della rivista dove io scrivo per il golf. Quindi frequentando questo posto mi sono accorto che negli ultimi 2 anni in pratica questa wine cellar l'ho vista funzionare una sola volta e quindi ci siamo fatti avanti e abbiamo detto: perché la wine cellar non la concedete a Italy Food Awards, che ha 500 aziende che possono proporsi su Milano, farsi conoscere su Milano, farsi conoscere da ristoratori, dagli chef. E ho trovato un direttore napoletano, cambiato da poco, che ha intuito questa cosa e ha concesso questo spazio a noi di Italy Food Awards, che poi indirettamente siamo i Sardinia Food Awards. Loro adesso ripartiranno con il brunch domenicale e ci hanno chiesto di fornirgli alcune aziende vincitrici per il brunch domenicale. Quindi tutto questo fa parte della sinergia che si crea all'interno di questo progetto. Noi abbiamo in previsione anche a brevissimo un evento che faremo a Berlino nel mese di maggio e lo faremo insieme alla Ore, con le DOP, diciamo con le aziende anche DOP che partecipano ai Sardinia Food Awards, più che partecipano, che hanno vinto chiaramente un premio ai Sardinia Food Awards. E in previsione abbiamo anche un evento a New York che vorremmo fare esattamente a novembre del 2023 e anche lì porteremo le aziende e le faremo incrociare con i ristoratori newyorkesi, eccetera eccetera. Ho fatto il DJ per tanto tempo, quindi ho visto che il mio tempo è scaduto, caro Lucio. No, io praticamente... Grazie per il tuo contributo.
vado a concludere dicendo semplicemente quello che ti ho detto prima, cioè ti ringrazio perché questo è un evento straordinario, vi invito ad andare su sardiniafoodhours.it, a cercare su Facebook sardiniafoodawards.it perché ci sono delle cose molto belle, noi raccontiamo anche le storie delle aziende, quando Lia prima diceva che loro raccontano storie eccetera, anche noi quando è possibile cerchiamo di farlo perché lo storytelling del prodotto è la forza del prodotto, cioè raccontare, trovare qualcuno che ti dice come quel prodotto è fatto è l'arma vincente e questo noi cerchiamo di stimolarlo, quindi grazie infinite Lucio, vado. Grazie a te Donato e in bocca al lupo per la prossima edizione del Sardinia Food Awards. Carlo Gallino, siamo tutte orecchie per te, azienda sarda, soluzioni tecnologiche. Vai di microfono o stai seduto? Cosa preferisci? Stai in piedi. Allora, Carlo ha una storia interessante. Un'azienda, diciamo, una quindicina di anni fa è iniziato Carlo, vero? A fare anche qualcosa in più. Ha iniziato ragionando su cosa? Su quello che era il settore turistico e sul suo crescere in maniera un po', come dire, arrangiata con soluzioni informatiche, informatizzate di livello, diciamo, medio-basso. Quindi ha evidenziato che sul mercato c'era proprio un buco, c'era una mancanza per le aziende turistiche in termini di adeguamento tecnologico. Quindi credo che questa sia stata un po' la tua intuizione di base, no? Raccontaci un po' come è successo, fai un po' di storia della tua azienda anche. Grazie per l'invito perché... Pronto? 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 No, si sente? No. Sì, ma non si sente parlare. Pronto? Eccomi qua. Allora sì, grazie per l'invito anche perché è un'opportunità importante. La nostra azienda, la mia azienda nasce da un po' per caso perché io non nasco imprenditore, io per 15 anni ho fatto lavoratore dipendente, quindi io prima mi occupavo di software, quindi nasco come ingegnere elettronico. Dopodiché mi sono, diciamo, per tanti anni ho partecipato nelle mie aziende, facevo progetti. Uno dei primi progetti che ho fatto nel turismo è stato proprio a partecipare alla gara d'appalto fatta dalla Regione Sardegna di Visit Sardinia. Quindi stiamo parlando forse del 2002, forse 2002. L'azienda per cui lavoravo ha vinto la gara. Io subito dopo che l'azienda ha vinto la gara mi sono dimesso e ho cambiato azienda. Dopo un paio d'anni, nel momento in cui mi sono, diciamo, stancato anche della successiva azienda e vedendo che Visit Sardinia non era partito come, diciamo, bene, avevo deciso con un mio socio che lavorava nella stessa azienda per cui lavoravo io, abbiamo deciso di creare un tour operator online e quindi abbiamo creato un tour operator online sul modello di Visit Sardinia, che quello della regione è fallito, quello della mia azienda fino a 10 anni fa, data in cui ho venduto il tour operator, ha funzionato e ha funzionato bene. Prima c'era Massimiliano Cossu è Portale Sardegna, è stato uno dei miei primi clienti nel momento in cui io ho venduto il mio tour operator e ho iniziato a lavorare per tutte le aziende turistiche. In quel momento lì mi sono reso conto che c'era un'opportunità enorme legata al fatto che 10 anni fa, non 1000 anni fa, 10 anni fa pochissime aziende turistiche erano capaci di vendere online, avevano strumenti tecnologici, ma specialmente erano in balia delle OLTA che in quel momento gli stavano mangiando tutto il mercato, nel senso che gli portavano sì i clienti, ma avevano una quota di mercato che in certi casi diventava tossica. Oggi sono passati 10 anni da quel momento, i nostri clienti, diciamo strutture turistiche tra Sardegna e fuori dalla Sardegna sono intorno ai 500 e più o meno fatturano 400 milioni di euro all'anno. Okay? Quindi noi muoviamo una
buona parte del mercato turistico sardo e muoviamo una quantità di prenotazioni importantissime. La tecnologia è una tecnologia che è sviluppata totalmente in Sardegna, l'azienda è totalmente sarda, noi siamo in 24, quindi ci occupiamo sia della parte tecnologica ma ci occupiamo anche di marketing e comunicazione per le strutture turistiche, siano essi tour operator, alberghi, catene, immobiliari. L'85% dei nostri clienti sono sardi e solo il 15% sono aziende non sarde. Abbiamo anche clienti campeggi, residence, un po' di tutto. In questi 10 anni abbiamo in qualche modo portato l'esperienza dei 7 anni precedenti del tour operator alle strutture turistiche. Oggi sono migliaia le persone che lavorano tutti i giorni con la tecnologia che abbiamo creato nella nostra azienda. Mi ricordo circa 7-8 anni fa, la prima volta che ho ricevuto un curriculum di un ragazzo che tra le competenze diceva ottima conoscenza di Megascare. Megascare è il software che noi diamo in affitto alle strutture turistiche per la gestione della vendita. Software abbastanza articolato. Però questa è un po' la storia della nostra azienda. Noi, per andare avanti, immagino sia così. Non va avanti? Non si muove? Aspetta. No. Eccolo. Abbiamo già detto tutto. Come premessa facciamo una brevissima premessa, perché prima di parlare di tecnologia vorrei farvi vedere che cosa vuol dire oggi gestire una strategia di vendita e da dove bisogna partire per capire la tecnologia per la vendita. Bisogna partire da quello che si chiama Customer Journey. Non so se sapete che cos'è il Customer Journey. Il Customer Journey ormai è un vero e proprio viaggio che fa l'utente online per la scelta della vacanza. Okay? Viene rappresentato più o meno in questo modo in maniera lineare. Adesso vi faccio vedere la differenza tra una rappresentazione lineare e una rappresentazione che invece ne dà Google. In una rappresentazione lineare si vede che il viaggio è fatto di diverse fasi. Una fase di, diciamo, quella che si chiama di awareness, in cui l'utente in qualche modo prende consapevolezza del proprio bisogno, fino ad arrivare a tutta una serie di passaggi che portano il cliente a diventare consapevole del proprio bisogno, della propria scelta e quindi alla prenotazione, per poi arrivare alla, come si dice, a vivere l'esperienza e poi anche a raccontarla. Okay? In questo viaggio, prima dell'acquisto, ci sono diversi passaggi. Okay? Qui vengono, non è che si lega benissimo, però ci sono tutta una serie di passaggi qui che sono rappresentati all'interno di questi cerchietti che evidenziano tutti gli step che un utente fa. Immaginate voi quando fate una scelta quanti step e quanti momenti, tant'è che Google li chiama proprio micro momenti, ci sono in questa scelta. In realtà è proprio Google che in questo momento ha cambiato proprio il modo di rappresentare questo viaggio e ha utilizzato questo modello che è molto interessante, che si chiama Messy Middle, proprio per rappresentare che il vero casino sta nel mezzo della scelta. E Google lo rappresenta attraverso un trigger che ti attiva quindi la ricerca e dopodiché due cerchi che sono una valutazione e una esplorazione, il tutto all'interno di, non si vede, c'è un cerchio che definisce un po' il campo in cui i brand giocano la partita, visto che siamo in tema di mondiali, no? Cioè i brand giocano una partita in un campo molto complicato, ok? Molto complicato perché questo cerchio qua di valutazione, ok, è un cerchio che va a restringere la scelta, mentre il cerchio di esplorazione è un cerchio che va ad ampliare la scelta. Quindi io nel mio processo di scelta cosa faccio? Entro, faccio una scelta, dopodiché guardo, mi piace,
lo metto da parte, questo non mi piace, lo scarto, dopodiché dici valuto alternative, quindi allargo la mia ricerca, una volta che ho allargato la ricerca cosa fa? Rivado in valutazione e quindi entro all'interno di dinamiche di valutazione. Voi capite cosa vuol dire fare la valutazione? Fare la valutazione vuol dire fare altre ricerche, quindi cosa vuol dire? Vuol dire entrare dentro Google, per esempio, e cercare, piuttosto che entrare dentro un sito di un albergo, piuttosto che entrare dentro TripAdvisor a guardare delle recensioni, piuttosto che entrare dentro Instagram e guardare le foto, piuttosto che entrare dentro Booking.com e guardare i prezzi, piuttosto che entrare dentro YouTube e guardare dei video, piuttosto che entrare dentro Facebook, altri hotel, il Booking Engine, Expedia, Trivago, altri hotel, WhatsApp, hotel, mail, piuttosto che telefono, ok? Questo ve l'ho rappresentato in maniera velocissima. Pensate che ormai questi micro momenti, col fatto che noi ormai viviamo col cellulare in mano, e che il cellulare in mano è fatto di interruzioni, fa sì che questi micro momenti siano centinaia. Centinaia vuol dire 700, 1000. Okay? Quindi vuol dire che il nostro processo di scelta è fatto di centinaia, se non migliaia, di step con interruzioni. Capite bene quindi quanto diventa importante sia la tecnologia che il marketing e quindi anche il brand. Detto questo, vediamo un pochettino di parlare di quello che dovrebbe essere il tema, però ho fatto questa premessa per farvi capire come le tecnologie ormai alcune le controlliamo, alcune non le controlliamo. Perché? Perché sono tecnologie di terzi. Però è chiaro che le strutture si devono dotare di strumenti. Okay? Gli strumenti sono fondamentali, sono condizione necessaria ma non sufficiente per la vendita. Uno degli strumenti principali è il channel manager. Io qui ho messo anche Portale Sardegna perché di fatto noi siamo collegati con Portale Sardegna. Uno dei canali del channel manager è Portale Sardegna. Una delle domande che faccio io spessissimo agli albergatori è: quanti canali avete attivato sul channel manager? Di solito la risposta è 2. Booking e Expedia. Quando si tratta diciamo, di extra alberghiero c'è anche Airbnb. Però raramente si fanno scelte di acquistare un numero di canali importanti. Perché? Perché costa 100 euro all'anno. Il costo di un canale è 100 euro all'anno. Quindi potete pensare quale sia il costo. È che per loro è un costo fisso, non un costo variabile. Quindi loro sono molto abituati a ragionare in termini di costi variabili, cioè Booking mi porta una prenotazione, io pago il 15%. Ok, quindi siccome Booking me ne porta tante, 100 euro per Booking sono spesi bene. 100 euro per Portale Sardegna qualche volta dicono ma non sono spesi bene. Però se non sei visibile dentro Portale Sardegna, se tu sei in Sardegna è un danno di visibilità, è un danno di immagine, quindi è corretto fare l'investimento. Una delle domande che faccio spessissimo io ai miei clienti è: quando è l'ultima volta che avete aggiornato i contenuti dentro i portali? Le foto dentro i portali? Il proprio sito web? Gli alberghi e le strutture turistiche in genere investono pochissimo dal punto di vista della comunicazione, lo diceva Joseph oggi. Ho messo questo albergo, che è uno dei nostri clienti da tanti anni, non perché sia il miglior sito che abbiamo, ma perché ci sono delle persone. Una delle cose più difficili da far capire è che se il vostro cliente arriva in un albergo, vuole vivere un'esperienza, raramente troverà l'albergo deserto, ma specialmente siccome la vendita è una vendita basata sull'emotività, che poi viene giustificata razionalmente, occorre far sentire quello che sarà la sensazione che potrà vivere in quel contesto, e quindi occorre necessariamente mettere delle persone che sono troppo importanti da questo punto di vista. Dopodiché è chiaro che se non c'è il Booking Engine all'interno di una struttura turistica difficilmente si potrà prenotare. Ci sono ancora moltissime strutture che non hanno il Booking Engine, o che il Booking Engine non è aggiornato, che il Booking Engine non è un Booking Engine che funziona perfettamente, o che non permette di fare tutta una serie di cose, o che non ha le migliori condizioni tariffarie, cioè spesso e volentieri le condizioni migliori tariffarie ce le ha Booking. Premesso, io ho deciso di vendere il tour operator quando ho incominciato a fare sconti per vendere. Oggi Booking sconta, non è un buon segnale.
o meglio, non è che non è un buon segnale, è un ottimo segnale per gli albergatori. Vuol dire che il potere di Booking sta diminuendo, perché nel momento in cui tu incominci a dover scontare per vendere, vuol dire che il tuo potere sta diminuendo. Ok? Quindi, e questo dipende anche dal fatto che negli anni gli albergatori sono diventati più bravi, hanno incominciato a investire in tecnologia, hanno incominciato a investire in strumenti che permettono di gestire i preventivi. Una delle cose più interessanti della nostra tecnologia è proprio la gestione dei preventivi, quindi la parte offline, ok? Che è la parte che vale di più, perché quando un albergo lavora bene si divide le prenotazioni online tra Booking Engine e Channel Manager, cioè un albergo equilibrato più o meno arriva a fare il 50% delle prenotazioni tra Booking Engine e Channel Manager. Questo perché? Perché comunque Booking spende soldi pesantissimi in pubblicità e quindi compete sul brand name così come compete l'albergo. Se ci si divide al 50% le prenotazioni online self-service, tutto sommato, tenendo conto che Booking mi manda anche tutti quelli che poi fanno le prenotazioni offline, tutto sommato va benissimo. Ma in ogni caso le prenotazioni offline spesso valgono più delle prenotazioni online, in termini di dimensione, in termini di valore, in termini di quantità. È chiaro che ci vogliono gli strumenti perché altrimenti è difficile gestire queste prenotazioni. Lo strumento permette di gestire i preventivi, di creare in automatico tutta una serie di funzionalità che servono a automatizzare la creazione del preventivo. Questo non significa che bisogna rispondere in automatico. Io dico sempre ai clienti, attenzione, se un cliente al telefono ascoltate quello che vi dice, perché la vendita non è basata sul preventivo, è basata su quello che il cliente vi dice. Segnatevi le parole chiave che lui vi dice, segnatevi i nomi dei figli se c'ha figli, segnatevi tutta una serie di cose che poi dovrete riportare nella mail che gli mandate, perché quelle 3 righe iniziali faranno sì che lui capisca che quel preventivo è proprio per lui, non è un preventivo fatto a mano da una macchina, ma è fatto da una persona che lo ha ascoltato, lo ha compreso. E questo è un aspetto importante. E poi abbiamo appena rilasciato una novità che sono i preventivi web, che funzionano in combinazione con i preventivi mail, quindi uno strumento nuovo che permette di gestire sempre in maniera migliore tutta la vendita. Poi abbiamo anche uno strumento che praticamente è un gestionale, per cui tutto il nostro software funziona in maniera, diciamo, internet-based, quindi non si installa niente, si usa attraverso un browser, è un PMS cloud all-in-one. La particolarità del nostro sistema è che io non ho il gestionale che si integra col Booking Engine, si integra col Channel Manager, si integra dove i dati sono un po' sparpagliati in tutti questi sistemi, ma io ho un sistema dove tutti i dati sono al centro del mio sistema, quindi il dato è veramente inserito una sola volta e lo posso riutilizzare n volte, ma specialmente quando poi vado a incrociare dati, ho dati previsionali, ho dati consuntivi, ho dati di prospect, ho dati comportamentali. Un'altra cosa che non fanno molti non fanno diciamo mailing automation o marketing automation, vuol dire automatizzare tutta una serie di comunicazioni. Oggi è diventato normale, è diventato normale far fare un pre-check-in a un cliente, cose che sono abbastanza normali ma che non venivano fatte fino a poco tempo fa. Un'altra cosa importante che vi permette di fare è tenere sotto controllo tutto. Io spesso e volentieri vado dai miei clienti, dai nuovi clienti, gli dico: senta, quante telefonate hai ricevuto quest'anno? Boh. E quante hanno prenotato? Boh. E quante mail avete ricevuto? Boh. Quante pratiche hanno lavorato ieri i suoi dipendenti, in ingresso e in uscita? Quanto valgono queste pratiche? Dati impossibili, ok? Non tracciano i dati, non tracciano tutto. Oggi tracciare su internet è un must. Non possiamo vivere in un mondo che è fatto di numeri, okay, digitale, e non tracciare tutte le informazioni. Okay? Perché specialmente quando investiamo soldi e spendiamo soldi, bisogna andare a calcolare il ROAS e il ROI degli investimenti che noi facciamo. E quindi andare a calcolare metriche di business, metriche di reputazione. Quanti oggi leggono le recensioni dei loro clienti? Quanti a fine stagione vanno a valutare in maniera analitica cosa dicono nelle recensioni i nostri clienti per capire che cosa posso migliorare nei miei processi aziendali? Pochi, ve lo assicuro io, nonostante sia, diciamo, abbastanza standardizzato. Ho messo queste slide perché dopo aver fatto tutto questo ragionamento sulla tecnologia mi è venuto in mente che tutta questa potenza senza controllo non serve a niente.
E quindi ho pensato di mettere bene le figure professionali, perché l'aspetto principale è che oggi come oggi la macchina funziona bene se c'è qualcuno che la sa guidare, se c'è qualcuno che la sa controllare, se c'è qualcuno che la sa mettere a posto, nel senso che sa oliare i meccanismi, che sa ottimizzarla. In primis il responsabile commerciale, fare le tariffe, ottimizzare i prezzi e controllare i canali distributivi, decidere dove alzo e dove abbasso, quello che diceva anche io Joseph stamattina, cioè qual è la marginalità di ogni canale, che accordi ho con questi canali, devo sollevare quel canale, lo devo fare in automatico, il nostro sistema lo fa in automatico, io definisco le regole di distribuzione e poi ci pensa lui, io non mi preoccupo di niente, la struttura non si deve preoccupare di fare queste cose qua, la tecnologia fa queste cose qua. La tecnologia deve ottimizzare, il digital market deve poter misurare tutto, deve poter verificare, ma le campagne che sto facendo su Facebook o su Google, i soldi che sto spendendo su queste campagne mi stanno ritornando indietro? Se sì, con quali parole chiave, con quali campagne? Ok? Ma specialmente se io ho un venditore, perché la struttura turistica, una delle figure professionali più importanti è questa, ed è anche una delle figure professionali più difficili da trovare, ok? Perché logicamente ognuno di questi a seconda dell'albergo porta a casa soldi pesantissimi, E basta pensare che Booking.com si attesta tra il 15 e il 18% di commissione, per cui se Booking mi fa 1 milione di euro stiamo parlando da 150 a 180 mila euro di commissioni all'anno per 1 milione di euro di prenotazioni. Sapete quanti venditori a distanza si pagano con quei soldi lì, ma anche solo con una parte di quei soldi lì. Per cui è importante puntare sulla formazione, ok? CRM, il nostro prodotto è un CRM in realtà, che è lo strumento più importante, che diventerà sempre più importante nelle strutture turistiche, cioè creare una propria clientela e fidelizzarla è una garanzia, è molto più facile tenersi un cliente che non guadagnarne uno nuovo, ok? E quindi investire sulla formazione. Uno dei temi più importanti è proprio quello della formazione per i prossimi anni, cioè se non investiamo su queste risorse professionali qua, il turismo di conseguenza non potrà scalare. Scala se c'è una professionalità, scala se ci sono figure di questo tipo, scala se ci sono tecnici del turismo digitale, ok? Dopodiché, quali sono le tecnologie che possono accelerare la vendita, ok? Velocemente, è chiaro che il revenue management. Oggi si inizia a parlare di revenue management, anche noi abbiamo assunto una persona per fare revenue perché ce lo stanno sempre chiedendo di più. Ci sono anche delle piattaforme basate sull'intelligenza artificiale che fanno in automatico tutta la strategia di pricing e noi siamo integrati anche con alcune di queste. Secondo me è fondamentale, specialmente in un anno come questo, no? Un anno in cui il prezzo dell'energia ha mangiato parte della marginalità, ok? Con una tariffazione dinamica si poteva in qualche modo correggere un listino che era stato fatto in periodi in cui non c'era questo problema. Quindi andare a ritoccare le tariffe permetteva in qualche modo di poter compensare un problema di extra costo dell'energia. Io ho clienti dove il costo dell'energia era di 18 euro a presenza al giorno, cioè cose assurde. Così come la piattaforma sicuramente su cui io direi a tutti quanti di investire, e purtroppo sono tantissimi che ancora non lo fanno, è Google Ads. Non è possibile che nel 2023 non si investa in Google Ads. Non solo in brand protection, come diceva Joseph stamattina, o in retargeting, che sono le due cose di base che bisognerebbe fare, ma anche in tutta una serie di strategie e di strumenti nuovi che Google mette a disposizione. Ok? Idem Facebook. Questa è una slide che mostra la giornata gennaio 2022, perché investire su Facebook. Primo, WhatsApp, Instagram e Facebook, i primi tre. Ok? Quindi è chiaro che quando c'è un social che possiede così tanti dati sui clienti, che è in grado di aiutare a trovare i nostri potenziali clienti e quindi investire. Ok? Così come l'assicurazione è diventata una dinamica importante, l'assicurazione per l'annullamento della vacanza. Noi siamo integrati con Europassis e Safe Freight, ok? Così come quest'anno uno dei trend è quello dei pagamenti a rate, sia Scalapay che Nexi. Anche Nexi ha introdotto incasso senza pensieri che permette di rateizzare l'incasso. Sono dei catalizzatori della vendita, nel senso che accelerano le vendite. Così come il mail marketing, ok?
perché non scrivere ai miei clienti che li aspetto anche l'anno prossimo? Questo vale un 10-15%, se è fatto bene vale anche un 10-15% del fatturato, che non è poca roba. Un'altra modalità per accelerare le vendite è l'upselling e il cross-selling di servizi. Quindi io cosa mi costa a un cliente che mi ha prenotato una camera standard o che mi ha prenotato la colazione, chiedergli se vuole una camera superiore o una mezza pensione, piuttosto che cosa mi costa a un cliente che ha prenotato l'albergo ma non mi ha prenotato il transfer, chiedere se vuole il transfer, la spa o un altro servizio. No, lo fanno in pochissimi. Ma perché lo fanno in pochissimi? Perché sugli strumenti c'è molta confusione, okay? E sono cose difficili. Nel momento in cui la tecnologia non ti aiuta, i problemi organizzativi spesso e volentieri fanno sì che certe cose non si facciano. Infatti noi ci stiamo organizzando per risolvere con degli strumenti appositi queste cose qua. Queste ultime slide le ho messe giusto per farvi vedere che in realtà poi c'è ancora di più. Cioè tutto quello che ho messo finora dovrebbe essere un must, cioè condizione necessaria e sufficiente per lavorare bene. Okay? Quello che vi faccio vedere adesso è quello che ci aspetta nei prossimi anni. Alcune cose sono già pronte, però non tutti i nostri clienti sono pronti. Le chat, i chatbot con l'intelligenza artificiale esistono? Sì. Vengono usati? Ni. Pochissimo. Sono utili? Per certe cose sì. Un altro trend nuovo, gli assistenti vocali su intelligenza artificiali. Da poco mi ha chiamato un'azienda e mi ha fatto fare un test con un risponditore vocale al telefono che mi faceva un preventivo in tempo reale. Ci siamo quasi, era un pochettino freddo, però funziona. Cioè, anch'io che ero scettico ha funzionato. La user experience non mi piaceva più di tanto, però la tecnologia c'è. Ok? Piuttosto che i robot. Questi non sono robot finti, sono robot veri, che ci sono già in diversi alberghi. In questi anni di Covid si sono iniziati a vedere. L'altro giorno ho fatto un preventivo, un robot così può costare dai 2.000 ai 4.000 euro, quindi non stiamo parlando di cifre folli, questo per darvi un ordine di grandezza. La domotica intelligente, questo è uno degli spazi, degli investimenti e dei trend che sarà sempre più in voga nei prossimi anni, nel senso che pensate a sapere se un cliente è in camera o non è in camera. Posso staccare in automatico tutto, piuttosto che l'apertura delle porte, cose normalissime oggi, piuttosto che i sistemi IoT per misurare come si sposta il cliente all'interno di un villaggio e quindi poter fare analisi comportamentale. Okay? Tutta una serie di cose che sono assolutamente disponibili, assolutamente pronte, assolutamente integrabili, però diciamo che richiedono investimenti e da questo punto di vista gli albergatori sono sempre un po' cauti, specialmente dopo questi anni di Covid, per carità, li capisco. Questo secondo me è uno dei temi più interessanti che saranno nei prossimi anni, l'identità elettronica, okay? Il web 3.0. Oggi i dati non sono nostri, i dati sono di questi signori qua, Google, Twitter, Facebook, eccetera, eccetera. Con questo sistema qua nuovo che si chiama SSI, Self-Foreign Integration, i dati diventano miei e decido io chi li può usare. Quindi quando io farò un check-in, io con la mia app darò accesso al gestionale e ai miei dati, non dovrò fare più niente, semplicemente gli avrò dato accesso. Però i dati saranno controllati dalla mia app ci vorrà ancora qualche annetto. Piuttosto che questo, che è uno dei meta searcher, noi siamo integrati con Google, TripAdvisor, Trivago e tutta una serie di sistemi. Sono disponibili ma sono poco utilizzati ancora. L'ultimo che ho tenuto per ultimo, ok, che è uno dei trend di questi ultimi anni, è proprio quello riguardante il metaverso. Io faccio sempre il metaverso contro realtà virtuale. Io non sono un sostenitore accanito del metaverso, mentre la realtà virtuale secondo me prenderà piede. Non so se avete mai provato la realtà virtuale, cioè è veramente impressionante dal punto di vista emotivo, è veramente impattante. Sul metaverso io ci credo un po' di meno. Sono girati tanti soldi e c'è un sacco di gente che l'ha cavalcato dal punto di vista del marketing e della comunicazione e ne ha tratto anche beneficio, mentre nel campo del turismo io ho ancora qualche dubbio, anche se l'ultimo BTO era proprio sul metaverso, io non sono così convinto che
che vedremo tutto sto turismo nel metaverso, mentre la realtà virtuale sì, perché comunque ti dà la possibilità di vivere certe cose, certe esperienze prima di andarci, e quello effettivamente è una cosa diversa. Ma la realtà virtuale vuol dire una riproduzione tridimensionale di un ambiente. Il metaverso è un mondo virtuale, anzi sono n mondi virtuali interconnessi tra di loro, dove io mi sposto e vivo esperienze vere di qualsiasi tipo, mentre quelle della realtà virtuale sono preconfezionate. Io spero di avervi dato una carrellata di quello che sono le tecnologie riguardanti la vendita e la catalizzazione, il supporto alla vendita. Se vi serve qualcosa, io sono Carlo Gallino, mi trovate su Facebook, su LinkedIn e trovate online la mia azienda che si chiama MyComp. Qualsiasi cosa sono a vostra disposizione. Prego. Ecco qua, sì, grazie Carlo. Per insomma, gli spunti molto interessanti, e insomma, penso che sia stato utile per tutti gli operatori che sono in sala, perché hai dato veramente una serie di elementi di grande interesse e di grande prospettiva. Andiamo velocemente sull'altro blocco, e quindi chiedo ai partecipanti alla tavola rotonda, quindi Nino Seu, la dottoressa Deledda, poi non so, Lucio, c'è qualcuno collegato online? Ah sì, in macchina cercherà di raggiungerci. Va bene. E se in connessione dovrebbe esserci... ci dovrebbe essere il dottor Masia, Simone, sì. Gian Simone Masia, che non so se sia online. Intanto appunto chiedo appunto a Maria Deledda e a Nino Seu. Il tema è quello delle associazioni di categoria, e quindi associazioni di categoria, mentre attendiamo, non so se mi date un ok dalla regia, se c'è anche Gian Simone. Sì, perfetto. Io non lo vedo. Ecco, buonasera. Sì, buonasera, spero ci senta. Non lo vedo, ma andiamo sulla ecco qua. Sì, eccoci qua. Vediamo bene. Quindi presento, anzi vi faccio presentare, così facciamo un giro velocissimo di 1 minuto. Chi siete, di che associazione siete? Buonasera a tutti, Marina Deledda, sono la direttrice di CNA Gallura e la Confederazione Nazionale Artigiani, Piccole e Medie Imprese. Noi siamo presenti a livello nazionale, anche a livello regionale e quindi locale. Ci occupiamo ormai un po' di tutto, nel senso che nasciamo come associazione di categoria per la tutela, la rappresentanza e l'erogazione di servizi alle imprese artigiane, ma ormai i confini si sono assolutamente in qualche modo resi liquidi, perché un'impresa è un'impresa poi sostanzialmente. Innanzitutto volevo ringraziare Lucio e Antonio per l'invito, perché è sempre molto gradito e sono sempre estremamente interessanti tutti gli stimoli che raccogliamo in questa sede. Adesso lascio la parola sì, esatto, a Nino. Allora, Nino Seu, Confcommercio Nord Sardegna. A differenza della CNA Gallura, noi ancora rappresentiamo la vecchia provincia di Sassari, quindi in realtà poi all'interno siamo suddivisi in 2 aree, quella della Gallura e quella di Sassari. Io sono il responsabile dell'area Gallura. E di che cosa ci occupiamo? Rappresentiamo le imprese del commercio, del turismo e dei servizi. Anch'io ringrazio molto dottor Burru per questo invito, perché è la prima volta che veniamo invitati, e normalmente a questo tipo di incontri veniva delegato il nostro rappresentante del turismo, che è il presidente di area regionale di Federalberghi, che ricordo, Paolo Manca, è comunque la Federalberghi una branchia del grande cosmo di Confcommercio. Bene, grazie. Gian Simone Masia, un paio di minuti di presentazione così per la platea, anche se molti di voi lo conoscono. Sì. Sentite, sì. Sì, prego. Mi ripresento, io ho avuto tantissime occasioni di partecipare agli incontri organizzati da GESA, Call to Action e altri. Saluto e ringrazio tutti quanti. Noi come associazione di categoria siamo Confindustria Centro Sardegna, il nostro territorio è tutta la provincia di Sassari, comprensiva quindi anche della Gallura,
e da 6 anni a questa parte anche la provincia di Oristano, perché abbiamo fatto una fusione per aggregazione con la ex Confindustria Oristana. Abbiamo cambiato nome, ci chiamiamo appunto Confindustria Centro Sardegna e operiamo con oltre 320 aziende all'interno di questo territorio, aziende che sono industriali e di servizi inquadrati in 16 sezioni merceologiche, dove una parte importante un ruolo importante lo ricopre il turismo e non solo, la nautica e tutta una serie di altri settori che sono strettamente collegati al fenomeno turistico, come l'agroalimentare, i trasporti, gli stessi aeroporti aderiscono all'associazione in quanto facenti parte anche a livello nazionale di S Aeroporti, che è un brand di Confindustria. Quindi comunque siamo molto molto attenti a queste problematiche. Ho sentito stamattina tutti gli interventi, tutti molto interessanti, tantissime suggestioni e tantissimi stimoli e tantissime cose da dire. Mi rimetto ora alla moderazione del moderatore per quanto riguarda gli argomenti da approfondire. Il mondo imprenditoriale, che parte dagli artigiani, piccoli, medi e grandi, quindi, perché poi le dimensioni sono diverse, il mondo del commercio a vario titolo, il mondo degli imprenditori. Allora, come potete capire, stiamo parlando di pezzi importanti che compongono un prodotto turistico, che contribuiscono a creare una destinazione, come si diceva stamattina. Allora, il primo giro che farei con voi è capire cosa state facendo, cioè i vostri, o come associazione o anche attraverso i vostri associati, dal punto di vista qual è il vostro contributo sulla filiera del turismo, cioè quali sono le azioni che state facendo e che state portando avanti adesso. Prego, dottoressa. Grazie. Noi ci siamo soffermati nell'ultimo periodo a analizzare il sistema delle produzioni cinematografiche, televisive e web, perché è stata creata da diversi anni a livello nazionale il raggruppamento di interesse appunto delle produzioni televisive di varia natura, cinematografiche, e con sorpresa abbiamo analizzato appunto la grande potenzialità che questo settore potrebbe dare appunto nel settore turistico. Ci sono due aspetti da valutare. Uno è l'aspetto delle produzioni, dell'impatto delle produzioni cinematografiche e televisive all'interno del nostro territorio. L'altro è proprio il cineturismo, che è un fenomeno che già negli anni 90 veniva in qualche modo analizzato sia da Riley che da Von Doren piuttosto che da Becker, che in qualche modo avevano individuato che già negli anni 90 il 31% dei turisti internazionali si recavano presso delle mete che erano state in qualche modo location di grandi film o comunque di narrazioni dal punto di vista cinematografico. I motivi erano naturalmente molto chiari, quindi l'attrattività del territorio piuttosto che l'emotività o in qualche modo la trama e quindi il coinvolgimento emotivo dal punto di vista cinematografico e soprattutto anche tutta una serie di attrattori che in qualche modo venivano intravisti durante le scene dei vari film. Questo impatto lo abbiamo potuto notare con lo sviluppo per esempio della Versilia. Negli anni 90 c'è stato tutto il filone dei film di Vanzina che in qualche modo hanno creato questo prodotto turistico che era quello della grande Versilia, che in qualche modo era il punto di riferimento per il divertimento e per la dolce vita. Lo abbiamo visto a Matera con il film di Mel Gibson, La Passione di Cristo, che in qualche modo poi ha veramente dato dei risultati anche nell'immediato abbastanza interessanti, perché abbiamo notato per esempio da un'analisi che nel 1999 a Matera c'era soltanto un ostello e un agriturismo, nel 2006 iniziavano ad esserci già 35-36 bed and breakfast, 7 agriturismi per un totale di 1400 posti letto, per cui c'è stata un'escalation. Vi ricordo la Sicilia con Montalbano, piuttosto che la Nuova Zelanda con Il Signore degli Anelli, per cui c'è un filone di cineturismo che secondo noi potrebbe essere in qualche modo analizzato e studiato, e probabilmente
probabilmente portato a sistema. Perché questo? Perché abbiamo analizzato che per esempio ci sono le produzioni cinematografiche che esse stesse sono un veicolo, un volano di turismo. In che senso? Nel senso che mediamente una produzione cinematografica impiega una troupe che va da 50 a 100 persone per 4-5 settimane. Vale a dire che per realizzare 1 o 2 minuti di produzione televisiva o cinematografica ci vuole almeno una giornata di lavoro. Questo impiega almeno 20 maestranze, 20 tipologie diverse di maestranze, i macchinisti, i fotografi, coloro che si occupano, il regista, gli attori, le comparse, oltre a tutto l'indotto che questo sistema crea a livello locale, perché naturalmente queste maestranze, tipo i truccatori piuttosto che i parrucchieri, potrebbero avere necessità all'interno del territorio stesso di aiuti supplementari. Le produzioni nel 2020 hanno avuto dei costi di produzione appunto di circa 508 milioni di euro, cioè delle cifre enormi. La produzione di un film o di una serie cinematografica, mediamente quelle di un certo livello si aggirano sui 1 milione, 2 milioni, 5 milioni di euro, quindi diciamo che l'impatto è estremamente importante. Come comunicare? Mi collego un attimo, no, al titolo della giornata di oggi. Le informazioni che noi abbiamo dall'ANICA, che è appunto l'Associazione Nazionale del cinema, ci dice che in Italia entrano nelle sale cinematografiche mediamente, perlomeno negli ultimi anni, dopo la pandemia, 24 milioni di persone, quindi ci sono 24 milioni di ingressi. In Francia sono 96 milioni di ingressi, in Germania 39, in Spagna 41, addirittura in Gran Bretagna 586 milioni di ingressi. Vale a dire che questo veicolo, quindi il veicolo cinematografico, potrebbe essere veramente una grande opportunità di comunicare il nostro territorio in qualche modo. Segnalo anche, e qua finisco, un portale estremamente interessante che si chiama Italy for Movie, che in qualche modo sulla Sardegna individua 106 location che sono state negli ultimi anni mete o comunque sedi di produzioni cinematografiche, e anche lì si può scegliere appunto di arrivare nel nostro territorio in qualche modo in queste location, proprio per rivivere quello che si è poi visto nel grande schermo piuttosto che nei canali come Netflix o insomma nelle reti nazionali. Quindi riteniamo che anche questo potrebbe essere un filone estremamente interessante. Dottoressa, perché ci ha aperto e ha dato uno squarcio su un tema interessante. Io tra l'altro proprio ieri leggevo un articolo su Sardinia Post dove raccontava proprio questo tema, cioè quali erano le location e quali erano nel 2022 le produzioni cinematografiche che erano state prodotte in Sardegna e girate in Sardegna. Albergatori e non solo albergatori, quindi tutta la parte del commercio, diciamo così, delle imprese commerciali. Allora, il ricettivo lo lasciamo un attimino lo lasciamo, diciamo imprese commerciali. Sì, ecco, che è quello che mi preme un po' più sottolineare. Imprese commerciali, sì, sono fuori dalle cose. Quindi certamente voi siete un pezzo, come tutti, comunque certo, un pezzo importante, quindi qual è oggi e cosa state facendo? Qual è l'azione che state sviluppando maggiormente? Allora, come è emerso stamattina in maniera evidente, chiaramente questo territorio vive molto di stagionalità, quindi le nostre imprese, quelle commerciali, che sono comunque strettamente legate al settore del turismo, perché vivono anche loro di quello, c'è sempre più una evidenza dove le aziende iniziano a non rimanere aperte nei periodi fuori dalla stagione, e quindi da anni cerchiamo, attraverso delle iniziative soprattutto di animazione urbana, che vanno e sono collocate in periodi specifici. Penso ad ottobre, a fine ottobre con la manifestazione di Benvenuto Vermentino, piuttosto che ad aprile con l'Olbia in Fiore. Ovviamente parlo del periodo pre-pandemia, perché chiaramente c'è stato lo stop per un paio d'anni. Ebbene, tutte queste iniziative chiaramente hanno, nei tempi in cui sono state organizzate in maniera
importante, hanno portato dei risultati importanti. È chiaro che anche in occasioni di queste iniziative è necessario fare sistema e fare sistema con tutti. Questo è naturale perché il risultato, Benvenuto Vermentino da un paio d'anni per esempio ha allargato anche il suo modo di presentarsi, coinvolgendo anche gli altri settori, quelli dell'artigianato piuttosto che dal settore agricolo, e devo dire che pian pianino insomma, ha iniziato ad avere il suo anche riconoscimento, perché è uno di quegli eventi che ad Olbia è riconosciuto come uno degli eventi annuali, così come lo era l'Olbia in Fiore, dove siamo stati capaci di portare anche 10.000 persone nell'arco della settimana, quindi non si parlava più di 1 o 2 giorni, ma di un periodo anche piuttosto lungo. Le difficoltà dove stanno? Stanno, ripeto, innanzitutto nel riuscire a fare sistema con tutti gli attori, a partire dall'amministrazione comunale, piuttosto che con gli altri enti che in qualche maniera... La stessa GEASAR un anno collaborò all'iniziativa e fu contenta anche di questo perché ci fu uno scambio interessante. È ovvio che i problemi sono sempre gli stessi, purtroppo. Innanzitutto il fatto che per portare avanti queste iniziative c'è necessità di avere una copertura economica e non sempre i privati, ho sentito stamattina parlare, ma gli operatori devono investire. Lo hanno fatto nei tempi in cui potevano. Oggi le aziende soffrono in maniera importante ed è chiaro che in questo momento il segnale, soprattutto nel periodo invernale, è quello contrario, cioè le aziende ci dicono noi stare aperti a queste condizioni non conviene, quindi preferiamo chiudere. Allora, l'ideale cosa sarebbe? Sarebbe probabilmente, è da anni che lo proponiamo per esempio all'amministrazione comunale di Olbia, di preparare con tempo un cartellone che preveda eventi e iniziative per tutto l'anno, ma adesso siamo sotto Natale, ugualmente sotto Natale sarebbe stato bellissimo riuscire ad organizzare una serie di eventi, non solo il macro evento di Capodanno, ma tantissimi piccoli eventi. È chiaro che anche di questo necessita per forza di cose disponibilità economica e quindi dobbiamo limitarci a quelle che sono le nostre possibilità. Grazie, grazie dottor Seu perché ha rilanciato un tema che poi volevo trattare nel secondo giro breve di domande, che è questo appunto sulla cosa che è emersa stamattina, questo sul fare sistema, ma perché è chiaro che questo è uno degli elementi. Dottor Masia, anche voi come imprenditori e quindi imprenditori del centro Nord Sardegna, quindi adesso anche in una visione più larga dal punto di vista geografico, capire sulle tante filiere che poi convergono sulla vostra sigla, quali sono diciamo, i principali elementi che in questo momento caratterizzano la vostra attività dal punto di vista della connotazione della destinazione Sardegna, centro-nord Sardegna, e di quello che può essere un prodotto turistico, uno o più prodotti turistici. La domanda richiederebbe un'analisi veramente, anche un excursus molto articolato di tutto quello che abbiamo fatto, che stiamo facendo. Tra l'altro mi ha fatto piacere vedere, e poco fa, non so se è ancora in sala, lo saluto, Donato Ala, perché sono passati tanti anni, però insieme, grazie anche alla sua collaborazione, noi avevamo costituito un soggetto giuridico, il Consorzio Golf Sardegna, che aveva riunito tutti gli imprenditori che avevano progetti golfistici in Sardegna, che aveva portato all'approvazione di una legge regionale sul golf, che però purtroppo poi era stata bloccata dal governo nazionale per motivi diciamo legati alla tutela ambientale, eccetera. Quindi quella era stata una delle iniziative molto molto importanti in cui Confindustria e il Consorzio Golf Sardegna aveva sede presso la nostra Sassi Villa Miosa, e ci eravamo proprio attivati perché pensavamo che quella potesse essere una delle scelte strategiche della Sardegna che avrebbe portato a superare il problema di cui, ahimè, a distanza di anni si parla ancora e che forse in gran parte sarebbe stato superato con quella progettualità e con quelle realizzazioni. Per venire ai giorni nostri, facciamo sempre tantissime cose in questo settore, anche perché fortunatamente abbiamo all'interno della nostra sezione turismo delle strutture ricettive alberghiere che sono tra le più organizzate, le più strutturate, quelle che fanno i maggiori fatturati a livello regionale in materia turistica, e sono strutture di elevatissima qualità. Abbiamo fatto in questi anni tantissime iniziative di internazionalizzazione, quindi abbiamo cercato di portare le nostre aziende associate del territorio verso l'estero,
scegliendo particolari destinazioni, in parte finanziati anche dalla progettualità e dai bandi della Regione Sardegna, quindi con i programmi per l'internazionalizzazione. Abbiamo coinvolto aziende del food insieme all'azienda agroalimentare con il progetto Sardinia Fine Time, che ci ha portato in Germania e in Gran Bretagna con tutta una serie di azioni strategiche. Abbiamo sempre promosso l'aggregazione e lo sviluppo della progettualità delle aziende. In questo momento, per esempio, siamo impegnati su diversi progetti, alcuni comunitari finanziati dall'Unione Europea, uno che si chiama Tourism, in stretta connessione con il sistema formativo di Confindustria, che valorizza tutta una serie di aziende turistico-ricettive nostre associate e le aiuta anche con riconoscimento di voucher per tutta una serie di iniziative legate alla sostenibilità, all'ecosostenibilità, quindi cercare di fare in modo che anche le strutture alberghiere, che sono già molto sensibili a queste tematiche, tra i plus che offrono alla clientela sia questa riconoscibilità in termini di rispetto dell'ambiente, di tutela dell'ambiente sotto forma di riduzione delle plastiche, risparmi energetici, risparmio delle acque, gestione degli smaltimento delle acque, eccetera, eccetera. Quindi sono una serie di aspetti che stanno in qualche modo sempre più caratterizzando la vita anche delle strutture alberghiere. Siamo impegnati in questo momento con la progettualità in scadenza dell'Italia Francia Marittima, e molti di questi progetti su cui noi siamo partner per esempio con il Parco dell'Asinara, siamo partner con Navigo Toscana, siamo all'interno di un progetto ultimo che si chiama Jeb Route, Blue Route, che è legata all'attività nautica, turistica in stretta connessione con le aree marine protette, con i parchi. Questo è il nostro pallino. Da tanto tempo portiamo avanti delle iniziative di partenariato e di collaborazione tra enti pubblici e privati, in particolare i parchi e le aree marine protette, per fare in modo che utilizzino il valore ambientale altissimo che hanno anche per finalità economiche, quindi per far sì che ci siano delle aziende che ottengano delle certificazioni perché legate al parco, un po' come succede alle Cinque Terre, ma già questo succede a Porto Conte, già succede al Parco dell'Asinara. Recentemente, così poi non voglio annoiare troppo la popolazione che si sta ascoltando, abbiamo ottenuto un bellissimo successo. Questa è stata veramente una bellissima attività in cui, interpretando le idee dei nostri imprenditori del settore della nautica che fanno charter, siamo riusciti, e la Regione Sardegna è la prima in Italia che ha una normativa di questo tipo, a far riconoscere con una modifica della legge sul turismo un nuovo istituto che prima non esisteva, che è l'albergo nautico diffuso, di cui sono state adottate pochi giorni fa sempre dalla Regione Sardegna le direttive di attuazione. Ora si passerà poi alla parte operativa, dove avranno una connotazione di albergo quelle strutture, quelle società che gestiscono un certo numero di camere, minimo 50, sotto forma di camere di imbarcazioni che navigano e che possono appunto costeggiare la Sardegna, normalmente barche a vela, catamarani o comunque barche di alta qualità e di alto livello, che possono essere, per la gestione centralizzata che hanno e per le caratteristiche che hanno, equiparate a quella di un albergo. Considerate poi che questo è un tipo di turismo che va proprio nella direzione di allungamento della stagione, perché questo tipo di turista, che al 90% è un turista straniero, viene in Sardegna per un periodo molto più lungo rispetto a chi viene qua in Sardegna soltanto per finalità balneari estive. Quindi abbiamo l'opportunità di ampliare ulteriormente questo ramo del turismo. Grazie dottor Masia anche per quest'ultima sollecitazione importante, questo aspetto importante che ha sottolineato. Nel mentre ci ha raggiunto il dottor Saba, Luca Saba di Coldiretti, che saluto e che coinvolgo subito. Stiamo un'altra associazione di categoria importantissima, stiamo discutendo sul ruolo che le diverse associazioni, quindi CNA, Confcommercio e Confindustria,
hanno nella definizione, nella caratterizzazione di quello che è. Stamattina abbiamo parlato di prodotti turistici e di destinazione. Allora la domanda che abbiamo fatto adesso ai 3 soggetti è come le associazioni di categoria e quindi anche gli associati in questo momento che progetti avete, le chiedo una sintesi perché i tempi sono stretti, nel contribuire a creare e a connotare una destinazione dal punto di vista turistico o un prodotto dal punto di vista turistico. Voi lavorate moltissimo nel tema dell'agroalimentare, dell'agroindustria, dell'accoglienza anche, quindi volevo avere da lei su cosa state facendo adesso. Sì, intanto grazie per l'invito, mi scuso per il ritardo, porto il saluto anche del Presidente, siamo impegnati in diversi fronti, anche noi, quindi cerchiamo in qualche modo di far qualcosa. Tra l'altro c'è qualcosa, anche stamattina e adesso eravamo impegnati nel cercare di far crescere qualcosa, quindi una diciamo, relazione operativa per far crescere qualcosa di importante. In Sardegna abbiamo circa 40 birrifici, abbiamo costituito un'associazione nazionale di birrifici artigianali, in Sardegna abbiamo costituito la sezione di questi 40 birrifici, li stiamo riunendo per costruire percorsi di associazionismo per far sì che nasca la cultura di lavorare insieme. È fondamentale questo del lavorare insieme perché l'atteggiamento di approccio che hanno le aziende anche con noi è quello di chiederci ciò che serve a loro, ma strettamente a loro, non ciò che serve a tutti, senza capire che quello che deve cambiare nell'atteggiamento molto spesso anche di tante imprese è che noi serviamo per l'esatto contrario, cioè per capire quanto ciò che serve a tutti possa essere tramutato poi in una spinta anche per loro. Ecco, questo ad esempio è uno dei percorsi che stiamo facendo. Tra questo dicevamo ad esempio per i birrifici, ma così vado subito nel concreto delle cose, ad esempio che la Sardegna non ha un evento internazionale di connotazione particolare. Cerchiamo e questo è turismo, no? Per cui cerchiamo in qualche modo di portare sempre in auge, no? Quelli che sono un po' i nostri connotati particolari, però non ragioniamo che spesso alcune categorie sono ancora molto lontane dalla gente. Io penso ad esempio se dovessimo fare una fiera, e l'abbiamo fatta anche tra l'altro, una fiera internazionale dei formaggi, sì, io riesco a far arrivare anche una popolazione interessata ai formaggi, ma non prendo i giovani, non prendo determinate categorie. Tra l'altro è un prodotto che non fa particolarmente figo ancora. Cosa diversa per il vino. Avete visto com'è decollata il Vinitaly e chi ha avuto l'attenzione per catalizzare il prima possibile questo tipo di atteggiamento e quindi questo tipo di atteggiamento del consumatore ha creato un evento che non può dirsi che per Verona non sia turismo il Vinitaly e non attiri turismo il Vinitaly. La capitale del vino in Italia, a parte fanno vino buono, ma grazie a Dio lo facciamo anche noi, anche se in minori quantità, però attira dei processi turistici che chiaramente richiamano attorno a quel periodo delle masse turistiche importanti. Ecco, noi che siamo i più grandi consumatori pro capite di birra in Sardegna, perché non pensare a un Birritaly in Sardegna, a Cagliari, che non ha una fiera internazionale, ha un aeroporto internazionale come questo? Sta dando una sollecitazione importantissima, esatto, ma lo sai, velocissima. noi ci sollecitiamo spesso reciprocamente, insomma. Io l'ho pensato per Cagliari perché faccio parte anche della Camera di Commercio di Cagliari, eccetera, ma non è questo il significato, lo possiamo fare in qualsiasi punto della Sardegna che possa avere un'intelligenza, niente campanilismi, ma un qualcosa che, se io devo far vedere i turisti dall'estero, intanto un aeroporto che sia internazionale, per cui che abbia la possibilità di accogliere i voli anche, che ne so, magari se mi dovesse venire un birrificio anche non artigianale ma industriale dal Cile che mi possa accogliere un aereo di questo tipo, per cui no, che fa tratte transoceaniche sostanzialmente. Ecco, però di base credo che al di là di questo esempio che può essere il Birritaly, come l'abbiamo chiamato noi, da questo punto di vista, che non esiste in Italia, per cui abbiamo un fronte aperto con la popolazione con il maggior consumo di birra, non esiste un evento internazionale di questo tipo, non esiste una fiera internazionale almeno organica, perché qualcosa lo stanno facendo in Italia sui birrifici artigianali, che è una realtà che sta esplodendo, con una cultura associata ai giovani e al consumo
anche il responsabile che deve essere guidato di birra, perché non lavorare su canali di questo tipo? Ha dato un'idea geniale adesso, anche perché, ripeto, non essendoci ancora, quindi... Esatto, e non finisce qui, perché questo tipo di clientela, cioè di consumi, va a agganciare una clientela giovane e noi abbiamo necessità di lavorare sui giovani, sul lavoro sui giovani, sui territori, su insomma quelli che sono un po' quella che è la possibilità di costruire anche la voglia dei giovani di rimanere qua. Se noi non creiamo le condizioni per i giovani perché facciano qualcosa di giovane, di bello, è chiaro che la tendenza sarà quella di cercare le fortune fuori, eppure sono campi aperti. Cioè non è che dobbiamo cercare fuori. Guardate, è paradossale, lo raccontavo anche oggi a loro, ma e chiudo su questo perché non voglio neanche insistere. Però, dicevo, paradossalmente, oggi abbiamo anche una situazione che è esattamente il contrario di quelle precedenti. I soldi ci sono, abbiamo le strutture. Guardate che il problema è che non abbiamo idee e purtroppo non abbiamo l'unità per concretizzarle insieme, perché ci sono i soldi della regione che spesso e volentieri hanno messo, scusate, 4.600.000 euro per il rally mondiale. Ma se mettessero 1 milione o mezzo milione per fare un evento del genere, non sarebbe lo stesso importante? 4 milioni e mezzo per il... Oh, grazie a Dio, il rally attira turismo, però perché non lo può attirare il mondo delle birre su una fiera che sappiamo potrà avere costi minori e potrà insomma evolvere anche in maniera straordinaria? E poi una cosa, la metto all'atere questo, l'abbiamo detto anche l'assessore al turismo da poco, hanno fatto... Io non vado a giudicare, così non entriamo nella polemica politica, faccio il democristiano puro. Allora, non vado a giudicare il video, perché non faccio nel regista, nel valutatore cinematografico, eccetera. Mi può piacere tanto la fotografia. Una cosa ho notato in quel minuto e mezzo e quei 2 minuti, che si capisca o no che si tratti di Sardegna, non c'è l'accezione al cibo. Non c'è un'accezione al cibo. Quindi quello che abbiamo detto a lui, ha detto guarda, avete fatto anche un video che può essere il più bello del mondo, ma la Sardegna per il turismo è connotata tantissimo per il cibo. Allora, se non l'avete fatto, fate un'accezione con un video dedicato al cibo, perché il turismo enogastronomico, il turismo che è legato alla conoscenza delle tradizioni territoriali sul cibo, è fondamentale. Io quando vado all'estero, ci vado con la mia famiglia tantissimo, grazie a Dio, ne ho avuto la possibilità, ma come fanno tutti i turisti? La gente va a visitare i mercati, e da noi non abbiamo nessun evento, nessun video che va a promuovere le nostre entità enogastronomiche in relazione a percorsi turistici da costruire. Abbiamo percorsi sul vino, però non abbiamo un'identità con un video o una storia che possa legare il turismo al cibo. Abbiamo detto di investire su questo. Grazie, dottor. Sì, stamattina parlava del video, dell'altro video, sì. No, non vorrei fare anch'io il democristiano e non entrare in merito a questa vicenda. Istituzionale. No, è molto interessante la questione della birra. Stava venendo una battuta perché poi lei ha fatto il parallelismo col rally. Non so se metterli assieme, rally con birra assieme. L'abbiamo fatto l'anno scorso. No, noi l'abbiamo fatto. No, glielo dico anche, certo. perché non mica stiamo fermi noi. Però potremmo fare un film sulla allora, le dico cosa abbiamo fatto con rally, lo sapete forse voi, ve l'avevo raccontato. No, l'anno scorso, siccome abbiamo una partnership con l'ACI, siamo anche molto amici, ci hanno chiesto di costruire qualcosa insieme. Noi abbiamo costruito un villaggio insieme, un villaggio di Coldiretti, dove abbiamo fatto venire anche i birrifici, abbiamo fatto cibo da strada, street food, eccetera, che è stato molto apprezzato. Poi abbiamo detto, anche qua abbiamo provato ad andare oltre. Poi racconto, insomma, ecco l'idea da dove parte. Il fatto è come possiamo collaborare in maniera intelligente con i consumi, va bene, ok, però come possiamo rendere l'agroalimentare in un evento mondiale interessante? Invenziamoci, scusate, mi consentite una parola una cazzata. Allora, ci siamo inventati la ricotta più lunga del mondo. Ci siamo fatti dare gratis dai caseifici attorno al Ghero, che erano Villanova e Itiri. Ci hanno regalato la ricotta nelle fuscelle, le abbiamo messe tutte insieme, abbiamo raggiunto 50 metri, non esisteva questo record, manco registrato,
però ha tirato tantissimo e poi abbiamo distribuito la ricotta insieme al miele ai turisti che sono passati. Ci sono eventi a costo zero, senza avere un euro dalla strada al turismo. E le idee, quindi, quelle che il valore maggiore nelle idee. Non volte bisogna che anche noi sindacati ci trasformiamo un pochettino, ci rimbocchiamo le maniche, come si dice, e ci togliamo dalla quella parte della finestra che è stata lavata nel valutare le cose che fa la politica, a stare in mezzo alle imprese e fare con le imprese ciò che serve, insomma. Grazie. Per cui ecco, quello noi tentiamo di fare. Grazie. Facciamo un rapidissimo giro perché abbiamo già sforato, però volevo riprendere un rapidissimo giro perché abbiamo detto in questo primo giro, sono venute fuori una serie di cose che sono già emerse stamattina, il fare sistema, ne parlava il dottor Seo in maniera chiara, non c'è bisogno di entrare in competizione, stamattina è venuto fuori molto chiaramente, non bisogna fare nessuna questione di campanile, la Sardegna va promossa e integrata in senso più ampio e unito. Allora la domanda che io faccio è, se dovessi trovare un elemento sul quale, adesso dal vostro punto di vista, su quale puntare come aziende o come associazione di categoria sul futuro, voi vedete un futuro, Carlo Gallino ci ha parlato di innovazione, ma abbiamo parlato di sostenibilità, abbiamo parlato di marketing, abbiamo parlato per esempio invece della parte pubblica sulla governance. Allora qual è secondo voi l'elemento sul quale andreste ad investire o vorreste puntare maggiormente, vedete che ha le maggiori prospettive per il futuro, per le vostre aziende o in generale per la vostra? Ma io credo che non ci Può essere anche un'integrazione. Sì, io credo che ci siano futuri possibili, non un futuro possibile. Il collega Saba è un fiume in piena. Bisognerebbe iniziare a seguire il fiume in piena, cioè avere l'umiltà ciascuno di noi di sponsorizzare tutte quelle buone idee che anche se non vengono dalla tua associazione, dal tuo gruppo politico, piuttosto che dagli organismi a cui fai parte, vadano valorizzate. Se si organizzerà la fiera della birra, noi ci saremo. Ecco, diciamo che da questo punto di vista è necessario veramente iniziare a togliere gli steccati e a creare delle alleanze dei cervelli, è questo che è necessario. E quindi le rubo io una parola, molto più che fare il sistema, fare alleanze, stare insieme, non mettersi insieme, perché mettersi vuol dire che si stare insieme, alleanze. Cioè rimanere insieme, alleanze. Dottor Se. Io uso un'altra parola, aggregazione. Mi piace molto perché sono abituato spesso in contesti nel mio lavoro dove devo mettere insieme delle aziende. Penso ai centri commerciali naturali, alle associazioni e quant'altro. E prendo spunto anch'io dall'attualità. Venerdì siamo stati invitati al CDA delle strade del Vermentino, è un'associazione. Io ne avevo sentito parlare nel 2013, poi non so che fine, e invece è clamorosamente rinata. All'interno ci sono 88 aziende, io sono rimasto stupito, tra l'altro dentro il comitato scientifico c'è il dottor Carlo Marcetti che ha fatto una bellissima esposizione. Ebbene, noi ci hanno chiesto di aderire, abbiamo immediatamente aderito, ci metteremo a disposizione, collaboreremo con tanti progetti che abbiamo in essere attraverso le nostre varie federazioni e questa secondo me è la strada da seguire. Grazie dottor Seu. Dottor Masia, ci sente? Si è sentito? Anche lei? Sì, ma vorrei fare un ragionamento un pochino più generale, cioè questo, cioè noi abbiamo un prodotto per cui la Sardegna è famosa, che è il prodotto balneare, e purtroppo anche stamattina per la parte molto interessante si è conclusa col fatto che ogni anno poi ci rivediamo e continuiamo a parlare dello stesso problema, cioè noi abbiamo i nostri aeroporti pienissimi di gente nel periodo che va da giugno a fine settembre e anche ottobre. Quest'anno poi tristemente da quella data in poi si fa tutto qua, rimangono pochissimi voli Spalghero, pochissimi voli Spolvia, qualcosa di più su Cagliari, perché Cagliari è un bacino importante. Quindi quello a cui io penso è che fino a quando noi non avremo presa di coscienza che dobbiamo mettere in fila tutto quello che abbiamo detto finora, dall'agroalimentare all'enogastronomia, all'archeologia, al folklore, tutto quello che è la ricchezza della Sardegna che non è balneare, e pensiamo a costruire
la vendita della Sardegna da novembre fino a marzo per cose che sono diverse dal balneare, fino a quando noi non troviamo la quadra, che non può essere non fatta in stretta sinergia con l'amministrazione regionale, che si deve impegnare investendo sia in persone che in organizzazione che in strutture di più in questa direzione, noi rimarremo sempre, ahimè, con un solo prodotto. E quel solo prodotto sappiamo benissimo che, nonostante le cose che ci si venivano dette stamattina, che purtroppo i vettori aerei hanno lamentato un load factor troppo basso e che probabilmente rischiano di ridurre il prossimo anno il numero di posti messi a disposizione, sappiamo anche nello stesso tempo che ad agosto e durante il periodo estivo le nostre spiagge ormai sono a numero chiuso, la presenza antropica è elevatissima, eccetera. Quindi diciamo, noi comunque dobbiamo fare delle scelte. Sappiamo le nostre strutture alberghiere sono nate per fare attività estiva, la gran parte sono sulla costa e quindi non si prestano probabilmente nemmeno a sfruttare quell'altro tipo di turismo che invece diciamo, è il turismo esperienziale, il turismo di altre forme di turismo che noi conosciamo. Quindi io quello che auspico è che si faccia veramente un grossissimo sforzo, e lì devono esserci privati, deve esserci pubblico, le associazioni, le aziende di riferimento, eccetera, per creare questo volano. E poi chiederei se c'è l'università ancora lì presente, e poi finisco, se per caso è stato mai fatto, se non sia il caso di fare uno studio proprio con i giovani dell'università molto attento per capire e conoscere molto bene quali sono tutte le abitudini di vacanza, i numeri di giorni di vacanza di tutti i paesi europei, dalla Spagna fino alla Norvegia, eccetera, per capire anche come andiamo a vendere a questi paesi in relazione ai periodi di bassa stagione il nostro prodotto, cercando chiaramente di averlo e di avere nello stesso tempo i vettori aerei che ci portino le persone, perché sanno che trovano qualcosa da fare. Sì, vi ha dato un assist importante. Sì, l'Università Antonio è ancora qui e quindi ha ascoltato con attenzione. Ma anche Cagliari, teniamo anche Cagliari, nonostante siamo a nord. Dottor Saba, a chiudere, su quali appunto, anche per lei, su cosa puntare? Ecco, se la pandemia, almeno quello che abbiamo sentito è, molti stanno dicendo, la pandemia ci ha insegnato che forse stare insieme, restare insieme, molto più che fare il sistema. Io l'ho percepito con un passaggio oltre, non è solo coordinarsi, è proprio fare le cose insieme. Sì. Lo dico in questi termini, cioè nel senso, è stato detto anche dai colleghi prima, ciò che noi facciamo come modello associativo è quello di cercare nella società di stimolare la politica a fare delle scelte, no? Per cui ad avere un programma politico. Ecco, una cosa che a noi piacerebbe particolarmente è la possibilità che attraverso anche le nostre proposte venga restituito un sogno ai sardi, un sogno ai giovani per poter rimanere. Cioè, il problema è che spesso e volentieri i nostri viaggi a Cagliari dentro gli assessorati sono o per chiedere soldi per fare determinate cose o per chiedere per tamponare falle, ma non, guardate, ma io, se qualcuno ha letto l'ultima norma licenziata, che è l'Omnibus 2, che è la norma finanziaria, diciamo, che si collega alla finanziaria generalmente, purtroppo non è molto bella. È la fiera, ma guardate, onestamente, prima di dirlo, un po' lo fa la sinistra, un po' la destra alla fine dei 5 anni. Questo è un problema di mandato. La politica pensa a breve termine. Dal terzo al quarto anno comincia a Sagra della Fragola 50.000 euro, 70 pagine, guarda, ce l'ho, ve lo faccio leggere dopo, 70 pagine di sagre che tipo di sogno restituiscono queste i sarti? Che tipo di idea di base restituiscono ai giovani per poter dire io voglio investire su uno dei nostri settori? Allora, quello che diciamo noi è che noi siamo pronti come mondo associazionistico, che è più serio e più importante come cuscinetto di quello che viene tradotto dalla politica, perché poi nei tavoli della politica si fa cose diverse, ve lo posso assicurare, perché poi dipende anche dagli uomini, ma molte volte la spinta della politica è ancora alla vecchia maniera, secondo ciò che il sistema che devo accontentare, ma noi facciamo delle proposte veramente serie. Quando Antonio lo sa, quando abbiamo dovuto collaborare, abbiamo collaborato seriamente in progetti, le associazioni ci sono tutte, ve lo assicuro.
Quello che non troviamo generalmente, me lo dite qual è il progetto che avete visto negli ultimi anni per la Sardegna come sviluppo? Dove è orientata? Verso il turismo? Realmente verso il turismo? Veramente su realizzare un progetto per le infrastrutture di trasporto? Io da Nuoro non riuscivo a venire perché c'era un incidente in mezzo alla strada per 2 macchine, ma vi posso dire la Sassari-Cagliari che faccio 3 volte la settimana? O la rete ferroviaria che non esiste? Cioè, se io a un giovane sardo che ha oggi 25 anni gli restituissi l'idea che fra 10 anni potrà viaggiare in 1 ora e mezza da Sassari a Cagliari e potrà essere collegato, forse possiamo dare anche qualche risposta relativamente anche allo spopolamento di qualche paese o alla possibilità di poter rimanere in Sardegna, perché chi viene come turista sale a Olbia e riparte da Cagliari. Onestamente non è che voglio deviare la domanda, però anche la concretezza delle cose ci porta a questo. Capisco molto bene, anche perché insomma sulla questione treno ho cercato di spendermi un po'. Grazie mille, abbiamo concluso e vi ringrazio molto per tutte le sollecitazioni che ci avete dato. Antonio, prego. Grazie anche al dottor Masia da remoto. Raccolgo io il testimone per dare una ventata di speranza, perché giustamente Luca ci ricordava alcune criticità e posso testimoniare che quando ci siamo messi intorno a un tavolo per lavorare seriamente sulle prospettive lo abbiamo fatto. Per ora ci concentriamo solo sulle prospettive. In accordo col comitato scientifico, negli ultimi 2 call to action abbiamo coinvolto i nostri studenti, abbiamo allargato anche il raggio di azione, perché siamo fortemente convinti che tutti i messaggi che noi stiamo condividendo ora servono agli operatori, ci auguriamo, è fondamentale, ma servono molto agli operatori di domani, che siano operatori in prima linea e futuri imprenditori turistici, ma anche operatori nel senso di coloro che lavoreranno all'interno del sistema turistico. E allora abbiamo con noi oggi, nell'ambito di questo progetto sperimentale, sia i nostri studenti del corso di laurea magistrale in Innovation Management for Sustainable Tourism, che è la nostra laurea internazionale attivata presso il Polo Universitario di Olbia, sia gli studenti della laurea magistrale nazionale, che è la laurea in Tourism Management, e poi abbiamo come graditi ospiti e nell'ottica di una più ampia condivisione gli studenti della quinta AFM dell'Istituto Dionigi Panedda di Olbia, con la loro professoressa Valentina Rubatu, che ha sposato la causa cercando di coinvolgere gli studenti in questo percorso. Allora abbiamo proprio una grande partecipazione, 12 studenti che dialogheranno con noi, faremo una sintesi insieme. Oggi la chiusura la facciamo così, la facciamo dialogando tutti insieme, quindi chiamo il primo gruppo di studenti, i 3 studenti delle nostre lauree magistrali sono già arrivate, e poi abbiamo con noi, scusate perché dovevo ricordare tutti i nomi, abbiamo con noi anche Erika, Gabriele e Fabio, che parteciperanno al primo blocco. Guardate, sarà divertente per tutti, non vi preoccupate. Gestiamo insieme e cerchiamo di portare una sintesi. Chiedo autorizzazione alla regia per alzare lo schermo qua. Tanto non ci serve, non dobbiamo proiettare niente. Se per voi non è un problema, io lo tiro su. Ok? Allora, perché questo... L'avrei voluto fare, ma non è vero. Ci ho provato. Questo? L'ultimo in basso. No. Ok. Allora, onde evitare nuovi problemi, io direi che la smettiamo di giocare con gli interruttori e ci concentriamo sui contenuti. Allora, tanto grazie a loro, perché i protagonisti, continuo a dire, sono loro. Grazie per aver partecipato, grazie per averci seguito, perché tutti loro sono rimasti con noi da stamattina e lo hanno fatto con il miglior spirito, cioè con l'idea di sentire tanto e poi rimettersi in gioco. E allora vi chiedo questo, cercherò di coinvolgervi io su alcuni temi, delle risposte sintetiche. Ci serve proprio far vedere quali sono le nuove idee che portate in dote. Ognuno di voi ha la fortuna di seguire un bellissimo corso sperimentale in un istituto superiore o le nostre lauree magistrali, e questo è anche un assist per gli operatori, perché una cosa che abbiamo sempre detto, mi ricordo le parole di Francesco Morandi, che ha creato questo polo universitario e che poi in regione, quando ha fatto l'esperienza come assessore regionale del turismo, ha portato anche alcuni messaggi ma non lo dico io perché sono di parte, perché ce l'hanno riconosciuto i tanti che si sono interfacciati con lui. E allora uno dei messaggi era, uno dei miei sogni, a proposito di prospettiva, ci ricordava Luca Saba, uno dei miei sogni era
è guardare il turismo in modo professionale e augurarci di avere tanti professionisti. Allora non è la laurea a fare il professionista, ma la laurea, così come gli istituti superiori, sono quel momento in cui approfondiamo tanti temi che nella quotidianità dell'attività di impresa magari non riusciamo a seguire. E allora lo stimolo qual è? Adottate ognuno dei nostri ragazzi per uno stage, per una posizione lavorativa, ma non affidandogli soltanto il quotidiano, consentendogli di sviluppare un'idea che deve essere l'idea per l'innovazione della vostra impresa. Allora così riusciamo a fare un'innovazione applicata che diventa utile per tutti. E allora subito iniziamo. Giorgia, tu oggi hai seguito tutto il percorso, hai provato anche a matchare con un po' di lezioni, perché poi nel contempo noi abbiamo le lezioni che vanno avanti. E noi quest'anno abbiamo lavorato nel corso di laurea internazionale e abbiamo un insegnamento di innovation e design thinking, quindi noi cerchiamo di creare percorsi per il nuovo prodotto. Oggi abbiamo visto che questo era un problema. Uno degli elementi che abbiamo studiato, Giorgia, nuovo prodotto, ci siamo cimentati con una startup africana che voleva creare un prodotto per posizionarsi sul mercato italiano. Cosa ci ha insegnato e che cosa di quell'esperienza possiamo riportare nel contesto con gli operatori che abbiamo qua oggi? Il tuo nome, così ti ricordano tutti. Buonasera a tutti, sono Giorgia, studentessa del corso magistrale Innovation Management for Sustainable Tourism dell'Università di Sassari. Intanto vorrei dire che questa è stata un'esperienza bellissima, che è stata possibile grazie all'impegno del professor Usai e che è stata, a mio parere, veramente professionalizzante, perché questa è un po' anche la caratteristica del corso di laurea a cui appunto io e Valentina e alcuni altri studenti siamo iscritti, che è quello di essere un corso molto, molto pratico, arricchito appunto di esperienze pragmatiche. Quello che abbiamo cercato di mettere in pratica con questo progetto è stata una particolare attenzione sul cliente, sullo user del servizio, del prodotto, come fulcro della nostra idea, assieme anche alla ricerca di una comunicazione di un progetto che fosse nato dalle idee di tutti, quindi anche molto basato sul team working, sul lavoro di squadra e sulla commissione di idee di persone diverse con anche un background diverso, unite per arrivare al punto di soddisfare l'ipotetico cliente che c'era stato affidato e al quale abbiamo tentato in tutti i modi di creare un prodotto che fosse interessante ma anche accessibile, moderno e di conseguenza innovativo. Grazie Giorgia. Valentina, tu hai anche esperienze lavorative nel turismo, ti confronti con il mercato oltre che con il nostro corso di laurea. Così, prima battuta, diretta, hai davanti gli operatori, hai degli stakeholders, fagli una proposta, qualcosa che ti è venuto in mente. In Sardegna manca questo, io vorrei innovare il sistema turistico Sardegna in questo modo. No, in Sardegna mancano tantissime cose. Dicene purtroppo. una. Faccio un esempio, non abbiamo accessibilità alle spiagge, è difficilissimo, arrivare in spiaggia non ci sono infrastrutture, anche arrivarci proprio fisicamente, non abbiamo autobus. Sono a Olbia, per andare in spiaggia posso andare solo a Pittulongo perché lì ho l'autobus a Porto Istana. Quindi anche i privati dovrebbero iniziare un attimino a potenziare i loro sistemi. Gli alberghi stessi, molti, alberghi leggermente più strutturati di altri, cosa fanno? Hanno il pulmino, lo mettono a disposizione, fanno fare il giro delle spiagge ai propri clienti, fanno conoscere qualcosa di diverso, portano un po' dove vogliono, ovviamente è una questione anche di business, quello che gli viene offerto, però riescono a far spostare i loro customer in diversi punti. In Sardegna se non abbiamo un'auto non ci muoviamo, e non è un problema di Olbia, è un problema di tutta la Sardegna. Poco fa appunto è stato detto non ci sono i treni, non abbiamo treni, ed è vero.
Ed è un problema con i nostri customer, perché non sono tutte persone che prendono una macchina. Prendiamo il milanese non si sposta a casa sua con l'auto, il 90% prende il tram. E quindi l'opportunità l'abbiamo colta, come la strutturiamo? Qual è l'idea? Anche perché tra un po', ormai l'abbiamo detto nella scorsa occasione, il PNRR sta arrivando, i bandi ce li avremo e corriamo il rischio, Luca hai ragione, che vadano deserti per gran parte. Cosa possiamo fare? Smettiamo di dare la colpa un po' alle infrastrutture che ci portano il customer, perché Bene, però Valentina ha un pacchetto da 100.000 euro da investire, non sono tanti ma non sono neanche pochi. Potenziare le infrastrutture. Ok, non ce la facciamo interne. con 100.000 euro, ma se dovessi pensare a una startup, qualcosa per aiutare a risolvere questo problema? Bus. Creare qualche sistema che aiuti a far spostare il nostro customer da un punto a un altro. Lo approfondiamo, Erika. Tu ancora non sei la nostra studentessa, magari non lo sarai neanche, però fai già un corso che ti dà degli strumenti per rapportarti col turismo. Noi ci siamo incontrati e conosciuti lo scorso anno quando durante un'attività di orientamento fatta nella vostra scuola siamo partiti da un presupposto contrario. Io non vi dovevo raccontare niente, voi mi dovevate convincere a rimanere lì con voi. Ho avuto questo approccio. Sono arrivato in una classe dove c'erano 50 persone, l'approccio è uguale sempre. Lo fanno anche i nostri alla prima lezione, forse un po' meno delle volte, però telefonino in mano, ti guardano distrattamente e cercano di capire perché devono impiegare il loro tempo con te. Io ho ribaltato la cosa. Io ho detto, convincetemi sul perché io fra 5 minuti debba essere ancora qua. Perché se vi vedo col telefono in mano significa che non volete ascoltarmi e obiettivamente abbiamo talmente tante cose da fare, mentre la vostra professoressa non può scappare, io posso andare via. Allora già li ho destabilizzati così, perché con questo messaggio, ci siamo raccontati cose interessanti. Voi mi avete convinto che valeva la pena di rimanere con voi perché avevate tante idee da mettere in campo. Qual è un'idea che possiamo realizzare per innovare un po' questo sistema turistico? Buonasera, sono Erika. Nella mia classe abbiamo analizzato molti punti deboli della Sardegna, abbiamo analizzato le strutture poco funzionanti, i trasporti che appunto non funzionano in accordo con Valentina. E una soluzione potrebbe essere anche un servizio di prenotazione online. Io non riesco a chiamare un taxi. Io a Olbia ho il problema di chiamare un taxi. Come mi posso muovere anche durante la notte che non ci sono dei bus, c'è niente a Olbia come penso nelle altre città ed è difficile anche appunto il servizio di un taxi. Bisogna lavorare molto su queste piccole cose perché se già noi che viviamo qui tutto l'anno non ci troviamo bene, non so come si possano trovare bene i nostri turisti. Quindi una cosa su cui investire molto è il servizio online, offrire i servizi, pubblicizzarli. Erika, una cosa che ci siamo raccontati durante la nostra chiacchierata è che va bene individuare le criticità, va bene anche ascoltare ed essere propositivi. Ogni tanto bisogna essere anche pressanti verso chi deve darci delle risposte. Tu oggi qua hai una platea a cui puoi chiedere qualcosa. Ci sono gli operatori turistici, ce ne sono tanti, hanno resistito con noi, ci sono tanti tuoi colleghi che condivideranno un percorso con te, anche come cliente rispetto a un'attività che potrai fare. Ci sono i manager dell'aeroporto, abbiamo il direttore di un'importante associazione di categoria, le altre associazioni di categoria, sono tutte persone che ascoltano e do atto che sono tutti pronti ad ascoltare. Chiedigli qualcosa, digli, io vorrei che voi faceste questo per migliorare la Sardegna. Una cosa che probabilmente mi preme chiedere è come mai non investono nella Sardegna? Perché investono in altre regioni e non nella Sardegna se non nell'alta stagione? Perché siamo così indietro su determinati aspetti rispetto anche magari a una Sicilia? Che differenza c'è tra noi e loro? E dopo attiviamo un mini dibattito, ci lasciamo 5 minuti per un botta e risposta con le persone qua presenti. Grazie Erika, sei l'unico, guarda, questo è lo specchio delle ultime nostre classi magistrali. Noi abbiamo tra l'80 e l'85% di immatricolate
donne rispetto ai ragazzi che via via stanno scomparendo nelle nostre magistrali. Quindi la famosa quota rosa, ogni tanto scherzando dico ci serve la quota blu, perché stiamo attenti, stanno scomparendo al genere maschile. E questo obiettivamente però ci porta anche ad una riflessione. Se guardiamo le start-up, la componente delle start-up ultimamente ha la quota femminile prevalente. Vuol dire che c'è questo, non è un recupero, perché non si tratta di recupero, vuol dire che c'è. Le donne si stanno impegnando di più per generare innovazione, per seguire i percorsi, e questo ci fa molto piacere. Quindi tu sei il rappresentante maschile di questo tavolo. Gabriele, chiedi qualcosa. Dai, scuotili un po', anche in modo duro, come avete fatto con me, che dopo la seconda sollecitazione ho tirato sulla testa e ho detto «Oh, ma devo guardare il telefonino, forza!» Buonasera, sono Gabriele. Sono molto d'accordo con il discorso fatto dalle mie compagne e dalle compagne dell'università sui trasporti, perché sono molto pochi in tutta la Sardegna. Vorrei chiedere proprio questo, perché non aumentarli, e se c'è la possibilità di aumentarli non solo a Olbia o nelle città o solo a Cagliari, perché non ci vivo, ma penso che Cagliari sia un po' più sviluppata rispetto a Olbia, ma essendo la terza città della Sardegna, perché non essere così sviluppata anche Olbia? Nei trasporti, anche non solo dentro la città, ma uscire fuori. Gabriele, immagina che un tuo amico che vive in una città estera voglia venire qua domani è il 15 di dicembre, Sardegna, ma immagina che voglia venire qua, si organizza lui, arriva a Milano, si prende poi un volo, riesce ad arrivare in Sardegna, perché sì, è vero, non abbiamo una situazione comfort, i voli sono pochi, però si arriva, Si arriva, sì, ma diciamo che riesce ad arrivare, si è prenotato i biglietti per tempo, va bene, non ha aspettato l'incremento dei voli. Cosa gli fai fare? Dove lo porti? In questo periodo? Domani, arriva domani mattina. Il professore Sarbato ti autorizza, tu lo porti in giro, dove lo porti? Qua a Olbia è molto difficile portarlo da qualche parte, lo potrei portare al corso di Olbia, anche se ci sono poche cose da visitare, possiamo dire il museo, anche se in quest'ultimo periodo è comunque calato nelle visite per quello che c'è. Però, toglimi una curiosità, non sai dove portarlo perché sei sicuro che non ci sia niente da fare, o non sai dove portarlo perché anche tu non conosci le opportunità di questa città? Beh, diciamo che non tutte le opportunità che ci sono in questa città sono molto pubblicizzate, molto spesso ci sono delle fiere ad esempio che non vengono pubblicizzate e noi ragazzi veniamo a scoprirle quando sono finite. Ma tu quanto tempo passi sul tuo telefonino in una giornata media? Sinceramente, sì. Togliendo che sono a scuola, poi la sera tra studio e allenamento, poco. Il giusto? Sì. Però lo usi? Sì. E non ti è mai venuto in mente che forse questa carenza di informazioni la potresti risolvere tu con un'app? Prima abbiamo sentito parlare di magazzino digitale. Forse se ognuno di noi attivasse un magazzino digitale delle cose da fare nella propria città, nel proprio quartiere, in un'area un po' più vasta, la Gallura, magari contribuiremmo anche noi alla causa, perché poi uno dei segreti che cerchiamo di condividere nei diversi interventi formativi è uno, poi dovete sapere che la professoressa Rubato è stata la mia studentessa, quindi lei ha subito tutto questo 12 anni fa, e non cerco di non ricordare i 12 anni, se no mi dà il senso del tempo. Però ci dicevamo le stesse cose, e ahimè i meccanismi non si sono mai evoluti. Eppure per voi siete nativi digitali, dovreste avere quella elasticità per trovare una soluzione digitale davanti ad un problema che voi stessi avete evidenziato. E questo è il meccanismo che stiamo cercando di sollecitare. Camilla, dai, dacci un'idea. Questa startup, abbiamo queste fiche a 100.000 euro, ma le avremo davvero? Siamo fortemente preoccupati. C'era Francesco Morandi quell'altro giorno che la responsabilità dello SPOC Turismo e Beni Culturali, dotazione tra gli 8 e i 10 milioni di euro, bandi che il Mise ci autorizzerà a pubblicare tra fine gennaio e metà febbraio, una finestra di un mese, perché questi sono i tempi del PNRR, stiamo attenti? Perché davvero Gianfranco Fancello qua che segue la parte dello SPOC trasporti, quindi colpa sua per ciò che si muove, però sostanzialmente noi dobbiamo stare attenti, rischiamo di andare deserti. Camilla, cerchiamo di portarci avanti, evitiamo che vadano deserti questi bandi. Tante idee. A te. Una startup sempre parlando di trasporti? Poi dai un'idea perché abbiamo bisogno di tante idee per animare il settore turistico. Se no, trasporti, abbiamo un problema con il professor Fancello. Sì, ok.
Oddio, non saprei. Io punterei soprattutto sulla destagionalizzazione. Ok, però che cosa? Guarda, lui il 15 dicembre non sa cosa far fare al suo amico che sta arrivando dal nord Europa solo per trovarlo, che vorrebbe passare 5 giorni ricordandosi l'esperienza. Cosa gli facciamo fare? Dagli una mano. Ad Olbia, a parte, non so, qua è pieno soprattutto di ristoranti, ma bar, ristoranti ne abbiamo da vendere, però attività... Però anche frequentando i nostri corsi, tu frequenti la laurea magistrale in economia aziendale con un curriculum dedicato al tourism management. Seguite tutti quei corsi che vi aiutano ad essere un po' più smart, perché se no ci mettiamo in difetto anche noi, dobbiamo aiutarvi a essere più smart. Diamogli un'idea, vedi che la quotidianità, non sottolineiamo mai la criticità esasperata, perché abbiamo grande rispetto per chi lavora e nella quotidianità abbiamo a che fare con, Luca, quante attività ripetitive, ci tolgono energie e spazio per il nuovo, però ogni volta che ci togliamo questo spazio per il nuovo facciamo un salto all'indietro. Noi cerchiamo di andare avanti, voi ancora avete la mente abbastanza libera perché avete meno impegni pressanti nella vostra quotidianità se non quelli di contaminarvi sulla conoscenza. Diamogli uno spunto, dai, qualcosa che hai notato. Questa cosa è fatta male, però si potrebbe risolvere in qualche modo. L'integrazione tra istituzioni e... Ecco, se ne è parlato più volte oggi, interazione tra le istituzioni. Istituzioni e anche le imprese. Bene, come le facciamo dialogare di più? Qua le associazioni di categoria ci hanno dato degli spunti interessanti, loro lo fanno. Provano a lanciare il cuore oltre l'ostacolo, aiutiamoli noi. Se tu lavorassi con Marina Deledda in CNA, e Marina ti chiedesse, sviluppa un progetto innovativo per facilitare il dialogo tra gli stakeholders, gli attori pubblici, gli attori privati che si devono occupare di far funzionare le cose. Così abbiamo dato un tema molto ampio. Come l'aiuti? Hai un foglio bianco davanti. Ti assumo, Vedi, guarda, abbiamo già subito l'incontro domande e offerte di lavoro. Ora che lei lo fa davvero, quindi approfittane. Non saprei cosa... Uno, la prima idea che ti viene in mente, qual è il social che utilizzi di più? Instagram. Instagram. E come facciamo a rendere Instagram funzionale a questa facilità di dialogo? Instagram può essere utilizzato per facilitare il dialogo? Sì. Come? Attraverso le, non so, sponsorizzazioni. Ok, però tu fai le sponsorizzazioni, però come fai a far dialogare i soggetti? È interessante perché gran parte mi avrebbe detto ma utilizziamo Facebook, è più facile, scrivo, è una piattaforma. Ormai sta passando di moda, quindi vedi, ma già questo ti dimostra che siamo un pochino più avanti. Anzi, adesso anche Instagram sta diventando già E qual è lo strumento nuovo diciamo, che possiamo suggerirgli? TikTok, credo. E su TikTok che cosa faresti Su per TikTok avvicinare? Ci sono video di, non so, 1 minuto massimo, quindi bisogna essere abbastanza efficaci e diretti. Guarda che Marina sta ascoltando, vedi che sta registrando per portarsi avanti col lavoro. Vai. Abbiamo 2 microfoni attivi, possiamo? Ok, lo prendo. Ragazzi, i tassisti stanno qua, davanti, per tantissime ore al giorno, soprattutto d'inverno. Perché non iniziare a parlarci e a esprimere quelle che sono le vostre difficoltà e stimolarli eventualmente a creare un'app assieme a voi per iniziare a ragionare sulle prenotazioni online. Fatelo, cioè muovetevi, siate sfacciati. Io non vi chiedo di essere folli perché non è così. Forse la follia la dobbiamo lasciare a qualcun altro, bisogna essere sfacciati, dovete essere ambiziosi e soprattutto avere la determinazione di raggiungere i vostri obiettivi. Se non trovate un taxi dovete fare tutto quello che è nelle vostre possibilità per riuscire a trovarlo. Bene, quindi potete fare lo stage da Marina Deledda domani mattina, qualche settimana, in modo da orientare meglio tutti gli sforzi. Forza, fategli vedere, così prossima volta mi dicono ma perché li devo adottare io? Perché devo portarli in azienda per fare il nuovo? E vi assicuro che lo sanno fare il nuovo. È che dobbiamo rompere questa barriera nella comunicazione. Domanda risposta flash, perché poi passiamo agli altri vostri colleghi. Qual è la cosa che vi ha colpito di più delle tante interessanti di cui si è parlato oggi? Camilla. Il panel che ti ha colpito di più, che ti è rimasto in mente, che
ricorderai e su cui vale la pena di riflettere? Il Booking Engine. Booking Engine. Che cosa ti ha colpito? Carlo, che sia bravo. Ci ha dato una serie di visioni immediate. Tutto nello stesso software, la possibilità di raccogliere tutti i dati, di tenerli in memoria, di poter organizzare più cose contemporaneamente, poter far comunicare tutti i canali dove vogliamo vendere il nostro prodotto. Bene. Stagio con molto Carlo, pratico. Carlo, abbiamo già sistemato. Allora? Giorgio. Io sono arrivata un po', scusate, Quello che hai sentito, all'ultimo. parti da dove sei sentito? Direi proprio forse il primo intervento che ho sentito quando sono arrivata, che è stato quello che, se non sbaglio, riguardava il cinema, e qui, se posso, mi ricollego brevemente alla domanda che facevamo prima su che cosa potremmo inserire di innovativo. La Sardegna è anche luogo è anche utilizzata, come dicevamo, come sfondo di diversi video, sia musicali sia cinematografici, eccetera. E mi è venuto in mente che, se pensiamo alla Sardegna, no, di descriverla, la prima cosa che viene in mente è: in Sardegna non c'è niente. Ma perché non far diventare il fatto che non ci sia niente una forza? Cioè, dovremmo puntare sul fatto che è un po' deserta in un certo senso. Mi ricordo una bellissima comunicazione ormai di 15 anni fa, Sardegna quasi un continente, dove nell'essere un continente c'erano grandi spazi incontaminati che per tanti sono un punto di forza. Valentina. No, anche a me ha colpito molto quando si è parlato del filone del cinema, perché ne parlavo da poco con alcuni miei amici, perché ci siamo resi conto che piano piano a Olbia sono sempre di più le iniziative riguardanti il mondo del cinema. E non avevo i dati in mano, quindi grazie, e li riporterò agli altri con la quale chiacchieravo, ma chiacchiere semplici, però ci siamo resi conto che Olbia, ma la Sardegna in genere, è sempre più utilizzata per questo scopo. Quindi sarebbe bello, oltre a portare un introito non indifferente, perché comunque il mondo del cinema ha veramente comunque dei costi molto alti e porta veramente tantissimo nella zona, ma sarebbe proprio bello creare un qualcosa per la quale noi stessi possiamo iniziare anche a lavorare col cinema, non solo come turismo. Questo dovrebbe aiutare a destagionalizzare. Valentina, bellissimo, però non parlate sempre dovremmo, come se qualcun altro dovesse farlo per noi. Iniziate a prendervi la responsabilità di quello che si può fare. È vero, c'è un filone, il cineturismo, che potrebbe essere alimentato da diverse location che abbiamo avuto ad Olbia e in Gallura, diversi film sono stati girati, soprattutto negli ultimi 3 anni. Ma a questo punto c'è qualcuno che potrebbe proporre un nuovo tematismo che riguarda la scoperta di location importanti, raccontarle, incuriosire. Per molto meno in altre parti del mondo c'è la fila. Allora cerchiamo di essere proattivi, evitiamo, lo facciamo tutti involontariamente o forse inconsapevolmente, pensando che qualcun altro se deve occupare. Iniziamo a prenderci la responsabilità. Ho visto che c'è un'opportunità, la seguo. Erika, cosa ti ha colpito? Hai seguito tutta la giornata, vi ho visto, eravate lì attentissimi, non hai perso neanche un intervento. Che cosa ti ha colpito? A me hanno colpito molto le prospettive del 2023 dei porti e degli aeroporti, e mi hanno fatto un po' credere in un buon futuro, mi hanno fatto credere che ci saranno delle nuove tratte, delle cose interessanti, insomma, e che non saremo isolati, non saremo qua in questa Sardegna noi e basta. Bene, Gabriele, cosa ti ha colpito oggi? Mi ha colpito molto l'intervento dei nostri dati sul web, che ora sono, come sappiamo, in mano a molte persone, e che in futuro potrebbero essere solo nostri e decidere noi a chi darli, a chi farli vedere in un momento preciso. Un po' in controtendenza, perché qualcuno ha fatto start-up milionarie pensando che i nostri dati siano di dominio pubblico, ovvero di qualcuno e basta che li può utilizzare. Qua possiamo andare in un'altra direzione, magari riusciamo a valorizzare il dato che ognuno di noi può conferire in un'ottica di autoimprenditorialità. Io ti produco qualcosa che tu puoi commercializzare. Vedete, ci sono tanti filoni. Ragazzi, grazie, cambiamo il gruppo perché adesso abbiamo gli altri 6 studenti che sono con noi: Veronica, Martina, Pietro, Cristel, Vanessa e Emanuela. Cristinel, ho sbagliato? Chiedo venia, che qua l'hanno scritto bene, l'ho letto male io.
Forse però è rimasto fuori qualcuno. Fabio, ci sei? Vieni con noi. Vieni, stai qua vicino a me, moderiamo insieme. Togliti questo cappuccio, vieni. Niente? Va bene, tieni il cappuccio. Ok, stai qua con me così proviamo a moderare insieme. Ah no, guarda, abbiamo la poltrona. Seconda batteria di studenti. Di nuovo abbiamo cercato di tenere un equilibrio, scuola superiore, università, sempre la nostra laurea internazionale, laurea magistrale Tourism Management e gli studenti del Panedda, quinta AFM. Allora? Dai, forza, caldo, prime risposte immediate. Cosa non ti è piaciuto della giornata di oggi? Troppo lunga? No, già. Allora, a me hanno colpito... No, dimmi cosa non ti è piaciuto. Cosa non mi è piaciuto. Guarda, tanto sono tutti amici, non hanno problemi. Cosa non ti è piaciuto? No, è stata una giornata interessante. Spesa bene? Sei qua con noi quasi da 7 ore? Quindi impegnativa, eh? Hai rinunciato alla palestra, stasera non sei andato a giocare a calcio. Ne è valsa la pena? Sì, dai. E allora sì. Che cosa ti è piaciuto se ne è valsa la pena? Allora mi sono... cosa posso dire? Qua, sul microfono. Dai, dimmi la prima cosa che ti è piaciuta. Allora, le idee sul cibo mi sono piaciute. Poi... Qua avevamo una persona che è andata via che si occupa di enogastronomia e in particolare si occupa del racconto dell'enogastronomia e mi diceva una cosa vera. Ha detto qua Luca Saba ci può aiutare, abbiamo l'eccellenza dell'enogastronomia, poi molto da dimostrare perché giustamente anche loro certificano ciò che è realmente eccellente, però in questa eccellenza poi andiamo a vedere i percorsi, sulla carta sembrano tanti ma quelli realmente animati che ti fanno dire dove vado oggi, ho l'imbarazzo della scelta in una giornata come il 15 dicembre domani, non la domenica, un mercoledì perché ognuno deve essere libero di far vacanza quando vuole. Allora forse non ce li abbiamo. Quindi l'enogastronomia è un tema che sarà ricorrente e che invito tutti ad approfondire. Cosa non ti è piaciuto? Più che non mi è piaciuto, ho trovato interessante molto quello che ha detto appunto il signore, se non ricordo male, Luca Saba, sul fatto che non si pensa molto alle attrazioni che potrebbero interessare i giovani. Un esempio, quando è stato fatto il Red Valley quest'estate, molte persone, soprattutto giovani, anche non di Olbia e neanche del nord Sardegna, sono venute perché appunto attirava e hanno lavorato anche molti imprenditori di Olbia e anche di fuori Olbia. Ho trovato molto interessante il fatto che lui avesse detto appunto che bisognava fare eventi come un esempio lo street food, anche la pista di patinaggio i primi anni ha attirato, però se dobbiamo essere sinceri ora non è che attiri più di tanto, perché ormai è una cosa ripetitiva. È come al mare, andiamo in vacanza in Sardegna Esatto. perché c'è il mare, voglio nuotare, voglio andare in spiaggia, poi finisce tutto lì. Esatto, i primi è come 2 se non mesi... avessimo fantasia, rimane tutto sempre uguale. I primi 2 mesi vai tutti i giorni, poi ad agosto smetti di andare, o perlomeno vai una volta ogni settimana. Non si ha quella continuità nelle cose. Siamo affetti da monotonia. Esatto. Cosa ti è piaciuto? Presentatevi sempre, così si ricordano i vostri nomi. Buonasera, sono Vanessa. Anche a me, come alle altre ragazze, è piaciuto molto il discorso sulla cinematografia in Sardegna. Quindi gettonato, Marina. Sono tanti gli stagisti, devi... Soprattutto il fatto che appunto ci sia anche un'app, mi pare, un sito, non ricordo, su... Conosci la Sardegna Film Commission? No? Che è l'ente, che anzi è un'agenzia pubblica della regione Sardegna che si occupa di promuovere le location, le produzioni cinematografiche dalla Sardegna e per la Sardegna con una prospettiva nazionale e internazionale. Molte di queste location di cui parlate adesso del cineturismo nascono proprio per l'impegno della Sardegna Film Commission, che esiste, ha un elenco di posizioni stage aperte, quindi iniziamo a Cagliari vicina, nonostante treni, nonostante auto che devono arrivare lontano, però in effetti potreste ambire a fare delle esperienze, se questo è il tema che vi piace. Cosa ti è piaciuto? Nome? Allora, sono Christian, mi è piaciuto praticamente tutto, è stato veramente stupendo. Quindi tutti bravi. Però particolarmente mi ha colpito la costante praticamente presenza delle lamentele sulla strutturazione di Sardegna in generale. È veramente una cosa molto importante che
dovrebbe essere risolta già da un bel po' di tempo. Quindi però si lamentano tutti, di fatto tutti si sono lamentati della stessa cosa. Però sembra che ci sia quasi una negazione, un rifiuto del riparo di questa cosa. Ma tu, quando ho detto prendiamo atto del fatto che vogliamo lavorare 4 mesi l'anno, facciamo turismo in Sardegna 4 mesi l'anno, poi chiudiamo tutto il resto, gli aeroporti rimangono a terra, forse ogni tanto ci regalano un aereo per fare avanti e indietro se abbiamo un'esigenza, chiudiamo tutto. Sei d'accordo? No, infatti... Neanche io, però ogni tanto ne prendo atto, però devo prenderne atto. Fa più male che bene. Dai, stupiscili tutti. Digli che cosa non ti è piaciuto. No, allora io sono Martina e sono iscritta al secondo anno di Innovation Management for Sustainable Tourism. Praticamente quello che personalmente non mi è piaciuto è il fatto che comunque noi giovani non siamo stati nominati praticamente mai, se non appunto con Luca Saba. E quindi quello diciamo che va un po' a discapito anche forse del futuro della Sardegna in generale, comunque non si dà quindi tutti abbastanza... pensano al contingente, non si preoccupano di proiettarvi, di darvi opportunità, però no. Questa ve la stiamo dando importante. Sì. Questa tavola rotonda nasce col preciso intento non di riempire un momento, abbiamo il problema contrario, nasce col preciso intento di consentire a voi di intercettare con gli operatori delle opportunità. È una vetrina per voi, è una vetrina, ma non perché dovete esporre qualcosa, ma perché le vostre idee diventano il motore per l'innovazione del mercato. E allora questo, soprattutto a valle di questa giornata, diventa un momento di riflessione che però è un momento di prospettiva. Quindi concentriamoci su questo. Dimmi ok, tutto interessante, non si è parlato di giovani, la criticità, ma tra i tanti interventi, qualcuno che ti ha fatto riflettere, hai detto, ma sì, in effetti tu stai sollecitando un problema, ma io posso lavorare sulla soluzione. Allora, personalmente mi è piaciuto molto l'intervento del Sardina Food Awards, quindi, perché comunque a me piace molto il food and wine in generale, quindi dare l'opportunità magari anche a piccoli imprenditori sardi di essere conosciuti è per me, secondo me, è un'ottima... Ma come li puoi aiutare? Tanti ce l'hanno detto durante la presentazione, tanti piccoli operatori sardi, nonostante le tante opportunità, Cara Sardegna è una piattaforma, un marketplace che offre opportunità, però il problema è che non può andare a cercare casa per casa tutti, può fare un po' di scouting, ma in realtà vale il viceversa. Io intercetto l'opportunità e mi collego, però questo non succede sempre. Cosa potresti proporre per aiutare i piccolissimi imprenditori che magari hanno un'eccellenza tra le mani ad arrivare su un marketplace importante come Cara Sardegna? Allora, proprio un paio di giorni fa c'è stato un evento ad Olbia, praticamente non conosciuto da nessuno, che si chiama Creative Art. Non so chi di voi ci sia stato, comunque c'erano dei piccoli imprenditori che portavano le loro idee o comunque i loro prodotti e praticamente si potevano acquistare, ti spiegavano un po' la storia, c'era anche molto la presenza dello storytelling, quindi comunque c'era l'attenzione anche a quelle che sono le materie prime. Quindi personalmente forse cercare di, non so, creare un'app che accomuni un po' quelle che sono tutte le idee generali della Sardegna, che crei una sorta di aggregazione. Tu conosci le altre app che sono disponibili sul mercato? Sì, allora, diciamo che tramite anche durante il corso lo stesso del professor Murru abbiamo avuto a che fare, comunque ci ha messo a disposizione molti strumenti che ci hanno fatto capire anche come funzionano i vari competitors. Ho capito comunque, io ho un background linguistico, quindi alla fine l'economia che sto studiando l'ho studiata solo in questi 2 anni, però quello che ho capito, quello che ci è stato insegnato è che comunque il customer ha bisogno di trovare quella che è un'esperienza. Abbiamo affrontato il discorso anche durante il suo corso, e quindi magari cercare di creare un'app che accomuni Nord e Sud Sardegna, quindi il fatto che adesso comunque secondo me è molto svalutato il tutto, anche perché non c'è un'aggregazione, non c'è un'idea comune,
e quindi forse un'app che faccia sentire apprezzato magari il customer che magari prenota la vacanza qui in Sardegna, anche semplicemente con delle piccole attenzioni che possono essere grazie, un ringraziamento per aver, non so, prenotato il volo e per venire qui. Insomma. Ci lavoriamo, Martina. Veronica, dai, dimmi una cosa che non ti è piaciuta. Allora, buonasera a tutti, io mi chiamo Veronica e sono una studentessa del corso di laurea magistrale in economia aziendale e curriculum tourism management e intanto inizio col dire che questa opportunità è stata estremamente interessante perché abbiamo vissuto e toccato con mano quelli che sono gli argomenti che noi normalmente affrontiamo nei nostri corsi, quindi quello che studiamo lo vediamo nella realtà, quindi raccontato da personaggi e player importanti. Quello che effettivamente mi ha lasciato, non che non mi è piaciuto, però mi ha lasciato un pochino sgomenta è che sì, sono state evidenziate tante criticità e problemi anche derivanti forse dal biennio che abbiamo appena affrontato che da un punto di vista turistico è stato difficile per tanti motivi, però non c'è, è mancato lo step successivo, cioè effettivamente l'idea di sì, siamo qua, facciamo questo lavoro, siamo le punte di diamante del settore, parlo delle persone che hanno parlato qui per tutto il giorno, però non c'è stata l'idea di si può fare questo, si può fare quello, si sono evidenziate le criticità. Cioè, questo. Mi è mancata quella fase propositiva. Esatto, sì. Due visioni, un po' perché si vuole dare lo stimolo, call to action nasce anche per stimolare, per poi avere una restituzione da parte degli operatori, un po' anche perché nel tempo a disposizione dobbiamo decidere che cosa sollecitare. Qualche intervento a supporto c'è stato, però effettivamente possiamo migliorare. Ma vogliamo affidare questo compito a voi. Dai, stupisci di tutti. Digli, guardate, abbiamo giocato. Certo. Per fare il turismo seriamente ci manca questo. Non saprei. Secondo me a Olbia punto di debolezza è la sanità. Tipo l'ospedale. E come incide la sanità sul turismo? Diciamo, ora stiamo parlando di turismo, giusto? Sì. Però un punto di debolezza mettiamo da parte ora la sanità. Quindi il nostro turista che deve venire qua magari ha un po' di Succede difficoltà, che c'è un problema. Aspetta 10 ore, 15 ore in ospedale. Ma tu un'idea te la sei fatta? Come facciamo a risolvere questa criticità che in effetti accompagna anche la quotidianità di tutti? Beh, migliorerei magari un treno Frecciarossa che collega magari Olbia a Cagliari in un'ora, migliorare quindi i trasporti. Tutti a curarsi a Cagliari? Va bene, no, non questo. per curarsi, magari per... In generale, quindi sanità e trasporti. Sì. Una battuta velocissima, siamo ormai alla chiusura e poi invito Lucio per fare le chiusure, ma le facciamo, Lucio, con loro schierati qua, che secondo me è un bel messaggio, lo facciamo qua in piedi e rompiamo un po' la tradizione di call to action. Ragazzi, immaginate che tutti questi signori abbiano una posizione aperta, tutti loro, ma ce l'hanno perché dovendo sviluppare innovazione, conosco la serietà degli operatori che sono rimasti qua con noi, quelli collegati, quindi è sicuro, soltanto Geasar nei 20 anni che hanno accompagnato lo sviluppo del nostro polo universitario, grazie anche a questa doppia visione impresa-università, tra stagisti, persone stabilizzate, forse parliamo di 20, 25, forse anche 30 dei nostri studenti, quindi le opportunità ci sono. E sono anche attenti a coloro che magari non intraprendono subito un percorso universitario, quindi che vengono alle superiori. Però li dovete convincere voi, perché io posso mettere una buona parola per ognuno di voi. Sono seri, sono simpatici, Valentina mi dice che siete bravi, sa già qual è lo standard, quindi mi aiuta a valorizzarvi, però dovete convincerli voi. Una parola. Provate a dire in una parola perché ognuno di voi può essere una buona risorsa per questi signori che sono qua davanti. Dai, perché ti dovrebbero assumere? Una parola. Qual è? Dimmi la tua passione. Hai una passione? Ti piacciono i videogiochi? Sì. Ma hai mai pensato che il gaming, i giochi, i videogiochi in particolare, stanno diventando un'area di business importante anche nel turismo? Ormai molti territori si scoprono con la modellizzazione, riportando il territorio in un videogioco e facendo in modo che quel videogiochi, grazie alla diffusione tra voi, millennials, nativi digitali, le diverse segmentazioni che abbiamo, nella vostra diventi il motivo per cui nella vostra testa scatti il meccanismo per cui l'ho visto e lo voglio vedere anche nella realtà, l'ho vissuto come gioco anche nella realtà. E questo è un bel modo. Quindi chi di voi vuole modellizzare, fare gaming con la propria struttura, il proprio territorio, ricordagli il nome?
Abbiamo Pietro che potrebbe darvi una grossa mano. Perché? Dimmi la tua passione. Sinceramente al momento Non hai passione, non ci credo. Magari c'è il viaggiare, ma non comporta il lavoro. Guarda che una delle professioni del futuro, lo vedevamo ieri durante una conferenza regionale, una delle professioni del futuro sarà la guida per gli altri. Se tu sei appassionata di viaggio e questo si trasforma in un racconto appassionato di tutto ciò che hai vissuto, diventa uno stimolo per gli altri. Oggi ci sono dei blogger molto strutturati che grazie alle loro pagine di contenuto hanno non soltanto la base per vivere bene, ma iniziano a diventare imprenditori che, creando diverse pagine, alimentano la narrazione di tante destinazioni. Dai, digli perché ti dovrebbero assumere. Guardate che succede domani, perché molti di voi andranno all'università, ma qualcuno deciderà di spendersi subito sul mercato. Dai, qual è la tua passione? Leggere. Mi dici poco. Guarda che non me ne vorranno i presenti, ma l'Italia è uno dei paesi che legge meno in generale. Il problema è che non si leggono neanche le istruzioni delle cose che si hanno tra le mani. Uno dei motivi per cui usiamo male la tecnologia è perché non leggiamo i contenuti tecnici dei prodotti e li sottovalutiamo al punto tale che quando andiamo ad utilizzarli cerchiamo di sforzarci. Chi di voi prende un telefonino in mano e legge le istruzioni? Nessuno, è sottovalutata il 90% delle potenzialità di quello strumento. Allora leggere è la base. Delle volte insegnare a qualcuno che la pazienza di leggere diventa un investimento nel tempo, non è uno scherzo. Ci sono i personal trainer non soltanto per lo sport, anche per la tecnica quotidiana, anche questo non è da sottovalutare. Dai, digli perché ti dovrebbero assumere. Sono dedicato a quello che faccio, nel senso, una delle mie passioni principali è live streaming e insomma lavorare con tech in generale, per quello ci vuole consistenza. Guarda quanti occhi interessati, gli hai aperto un mondo. Ieri durante il convegno ci hanno detto che la media della digitalizzazione dei soggetti over 40 in Europa è del 58%. Sapete quant'è la media italiana? Era il 6% 10 anni fa, sapete quanto è adesso? Il 10%. Perché la digitalizzazione non è uso il telefono, lo so usare, o so usare Excel, è come sfrutti lo strumento per creare valore. L'Europa è molto più avanti, noi siamo più indietro, quindi con questa passione, guarda quanti occhi interessati. Sono tutti lì pronti a capire, ma se lo porto in azienda, smacchinetta per me, mi tira fuori i dati, le performance. Hai un patrimonio tra le mani. Dai. Tu sei vicino alla laurea, poi hai avuto anche una fortuna perché se avete avuto un'informazione in più. La nostra università nei percorsi di avvicinamento al mercato sta facendo dei passi avanti anche nella convergenza con le imprese. Abbiamo la fortuna di avere manager importanti che entrano nei nostri corsi per trasmettere ai ragazzi non soltanto la conoscenza ma anche quella competenza applicata, e qualcuno di loro ha avuto la fortuna di contaminarsi bene. Allora, passione sicuramente food and wine, sempre e comunque mi piace l'idea di poter assaggiare un prodotto diverso, mi piace l'idea dello storytelling, comunque sono sempre alla ricerca dell'esperienza in generale che si può creare, quindi come vengono prodotti, com'è la produzione di determinati prodotti, che siano agroalimentari, eccetera, quindi... Martina, ne hai le competenze, vai online, guarda come sono descritti le 100 destinazioni turistiche più importanti in Sardegna, cioè le micro destinazioni. Guarda se ti piacciono, guarda dove si possono migliorare. Prendi i siti internet dei signori che sono qua e cerca di capire se raccontano veramente il prodotto o raccontano semplicemente una parte di quel prodotto. E già lì si è aperto un mondo. Veronica, tu hai una doppia anima perché oltre a seguire il nostro corso di laurea sei anche un'imprenditrice. E ti occupi di food e lo fai da anni? Sì, lo faccio da anni, però mi sono accorta che effettivamente questo percorso che ho intrapreso nel frattempo, quindi tra lavoro e studio, mi ha aiutato ad acquisire delle competenze che prima non avevo o che comunque non ero in grado di implementare nel mio lavoro, quindi ho arricchito le mie competenze sia a livello personale, proprio come inclinazione al cliente, quindi all'ospitalità, e le mie competenze proprio in senso tecnico, grazie al mio percorso di studi. Veronica, molti di loro si avvicinano a noi, molti degli operatori che ci seguono perché ci chiedono di sviluppare insieme progetti. Prima diceva Lucio che durante i call to action
riceviamo poi alla fine delle mail dove ci chiedono possiamo valutare insieme un progetto, e noi siamo contentissimi, siamo molto contenti. A volte questo lo facciamo già in ambiente universitario. Ad Olbia avremo 5 laboratori, una sulla qualità della vita e sulla qualità degli alimenti per la longevità, parleremo di open innovation, parleremo di convergenza tra agricoltura e veterinaria per cercare di essere performanti, cioè faremo delle cose molto interessanti. E allora stiamo cercando di avvicinare anche gli imprenditori al mondo universitario in modo proprio pratico, ma uno dei modi per avvicinare gli imprenditori è anche quello di coinvolgerli nei corsi, magari anche come studenti. Proprio per questo la testimonianza di Veronica è quella di un'imprenditrice che poteva tranquillamente continuare la sua quotidianità. Ti abbiamo aiutato a fare un po' di innovazione? Certo. Secondo me anche questo, e lo dico davvero con una grande apertura mentale nell'ottica di quella formazione continua, ieri scherzando durante il convegno a un certo punto si è detto guardate che nuovi paradigmi della formazione professionale noi dobbiamo avere un riallineamento annuale perché il mercato va troppo veloce e noi non ce la facciamo a stargli dietro, al che un operatore si è alzato e ha detto ma scusate, io quando mi dovrei formare lavoro 364,5 giorni all'anno, quando mi formo è vero, a qualcosa dobbiamo rinunciare, o meglio, ci dobbiamo organizzare però questi esempi dei lavoratori, e ne abbiamo avuto tanti, nei nostri 20 anni di polo universitario di Olbia, abbiamo avuto una quota variabile tra il 10 e il 15% di studenti lavoratori, molti dei quali professionisti del turismo. Li abbiamo intervistati e ci hanno restituito una fotografia di una evoluzione, non solo nelle conoscenze, ma anche nell'approccio, che ci gratifica nel senso probabilmente non abbiamo sbagliato tutto, ma qualcosa di buono l'abbiamo fatta. Chiudiamo con Fabio. Fabio, diglielo, perché ti dovrebbero assumere? Qual è la tua passione? Beh, viaggiare, vedere posti nuovi, scoprire tante cose. Quindi... Poi li possiamo raccontare, quindi abbiamo, vedete, già una piccola società che si è creata all'interno della classe. Professoressa, bisogna aiutarli. Li mettiamo insieme, vuoi mai che tirino fuori un'idea interessante per i prossimi bandi? Lucio, se vuoi venire qua con me, chiudiamo. Ringraziamo i ragazzi, un applauso perché davvero... Grazie. Ci mancava una visione da parte di un pubblico che riusciamo a sfiorare, no? Che sono i giovani. Abbiamo parlato poco dei giovani, avete ragione, ce ne scusiamo. Noi anziani siamo sempre un po' autoreferenziali, quindi parliamo di altro, non parliamo mai dei giovani, invece dovremmo parlare di più dei giovani. Antonio, salverei 4 parole che a me hanno colpito. Allora, la prima è trasporti. I giovani hanno la percezione forte che i trasporti siano un problema. Ed è in parte vero, in parte non vero. Perché è vero? È molto vero che all'interno abbiamo un problema dei trasporti, abbiamo un problema di ferrovia, abbiamo un problema di pullman, abbiamo un problema di accessibilità, assolutamente vero. Se però estendiamo il ragionamento al tema turistico, i trasporti non sono un attrattore. Nessuno viene in Sardegna perché noi abbiamo un treno in più, un autobus in più o siamo più accessibili. Quindi non è detto, Ornella, non è detto. Quindi attenzione a prendere un tema che è vero, trasporti, e trasformarlo è il nostro problema. E vi dico perché. Perché se noi avessimo un problema di trasporti, noi avremmo un problema di trasporti anche ad agosto. Invece ad agosto noi abbiamo 70 connessioni, Olbia, Cagliari ne ha un po' meno, ma sono tantissime, Alghero ne ha un po' meno, ma sono tantissime. Quindi se il problema dei trasporti non c'è ad agosto, a luglio, a settembre, allora in generale non c'è un problema di trasporti, c'è un problema di domanda, quindi attenzione alla focalizzazione del tema. Secondo che avete toccato, lo lascio per ultimo, passo subito al terzo. Il terzo era leggere. Caspita, questo è un super tema, cioè è la cosa fondamentale, cioè è quello che assolutamente manca, cioè se noi leggessimo di più avremo delle conoscenze maggiori, quindi affronteremo i temi trasporti, turismo con strumenti più strutturati, quindi assolutamente sì, leggere. Mettetevelo in agenda, leggere di più, leggere molto di più, e lo unisco a quello che diceva Martina, lo storytelling. Se io ho letto non solo della Sardegna, ma ho letto delle Baleari, di Cipro, ho letto degli Stati Uniti, ho costruito nella mia mente dei concetti che mi aiutano a vendere il mio prodotto. Allora, storytelling, leggere stanno insieme. Funzionano insieme, non possono funzionare disgiunti.
E arrivo all'ultimo, che avete detto tante cose, voi dicevate a noi, però poi alla fine vi lamentate tutti tirate fuori delle criticità, ma non abbiamo visto soluzioni. E avete ragione, anche qua vi diamo assolutamente ragione. Però c'è una cosa importante. Noi non abbiamo la presunzione di fare un convegno come questo e con la bacchetta magica dire abbiamo risolto i problemi della Sardegna. No. La funzione di questi incontri e la funzione umana degli incontri tra umani è parlare delle cose per approfondire i temi. Quindi da oggi probabilmente voi un po' di più, io sicuramente di più, molto di più, mi porto a casa delle riflessioni, dei concetti, delle idee che mi servono, che mi serviranno, e ci auguriamo che questo sia l'effetto di questi incontri. Non aspettatevi, perché da giovani ci si aspetta un po' questo, no? Siamo andati lì ma poi non è cambiato niente. No, non può cambiare nulla in una giornata. Sono processi lenti, però sono processi che bisogna iniziare. Ecco i semi, e poi fra 20 anni avremo un albero. Però abbiamo iniziato 6 anni fa, Lucio, quindi siamo sulla buona strada, siamo quasi al giro di boa. Per cui, Lucio, io direi che possiamo ringraziare tutti, in primis il nostro capitano, perché tutto questo nasce per la tenacia di Lucio che porta avanti il progetto da 6 anni, tutto il comitato scientifico, chi è con noi, chi è a casa. Salutiamo anche Robert che quest'oggi non è potuto essere con noi e non si è neanche collegato. Un ringraziamento a tutti voi che siete rimasti con noi. Abbiamo cercato oggi di rimanere nei tempi perché stiamo perfezionando anche il nostro format TV oltre che quello in presenza, ma sicuramente un grazie a tutti coloro che, forti di queste idee che stiamo condividendo, poi le metteranno in pratica, perché poi Lucio la vera scommessa è questa. E forse possiamo dare già un appuntamento al 2023? Lanciamo qualche piccola highlights? Beh, non abbiamo ancora un programma, Antonio, però insomma ci lavoreremo, quindi come ho detto all'inizio stamattina siamo super recettivi rispetto a dei suggerimenti, consigli, idee per il prossimo call to action, per cui è tutto da programmare, quindi avete le nostre mail, se non ce l'avete chiedetele, ve le diamo, mandateci proposte, spunti, critiche, perché no? Anche critiche, no? A noi servono anche le critiche per capire se c'è qualcosa che possiamo migliorare. Con i ragazzi abbiamo iniziato così, ditemi che cosa non vi è piaciuto. Assolutamente. Quindi grazie davvero e ci vediamo l'anno prossimo. Grazie a tutti.